Vi voglio bene perché ieri Paola mi ha portato questi 2 libri in provincia, li faccio vedere per farle capire che me li hanno consegnati e sono arrivati, perché Paola sta pensando anche alle vacanze di Mirella, perciò ieri mi sono arrivati questi 2 libri che ringrazio tantissimo Paola per il pensiero, veramente siete fantastici. Detto questo, prima di presentare gli ospiti, intanto che si colleghino, leggo la paginetta di questo bel libro, Il leone alato. Emozioni a catena. Buongiorno, che precisione tedesca, sei già pronto? Scusa il ritardo, ma c'era uno davanti a me che per fare benzina non sapeva dove fosse il serbatoio. Si vede che stando a Lido fa benzina una volta all'anno. Ah. Leon si sentì così di nuovo investito e avvolto dalla sua energia positiva, sin dal primo mattino, e si chiese se davvero fosse sempre di buon umore e come potesse essere quando non lo era. Ma poi la sua mente andò subito al programma del giorno. Tempo di un caffè veloce col direttore dell'aeroporto che è già preso tra una telefonata e l'altra. È un posto che merita di essere visto. Ha un legame storico forte con questo aeroporto, aggiunge il direttore scusandosi di doversi accomiatare. Mi faccio sedere dietro, così appena scendete io proseguo senza spegnere il motore, ok? Alessia e Leon scoprono a vicenda di non aver mai volato su un elicottero. Via interfono i 2 piloti dialogano intensamente su questioni squisitamente tecniche. Alessia si isola di buon grado, perdendosi nel guardare dall'ampia finestratura a sinistra. Pochi minuti di volo ed è già facilmente riconoscibile il fiume Piave. Poi una virata sopra l'eremo camaldodese di San Pietro di Feletto e la rapidissima discesa tra i lievi tappezzati di vignette verso l'H Bianca, al limitare del parco di Ca' Milone. Incredibile come in elicottero si passi da un volo rettilineo e veloce al tocco leggero di pattini sul prato. Il portellone fatto scorrere, il sibilio delle turbine, il fulmineo agile decollo e in pochi secondi i 2 si trovano circondati da un grandissimo giardino, dal piccolo borgo color rosso bordeaux e proprio di fronte la casa padronale. Già si respira la storia che i titolari iniziano a raccontare, sotto una magnolia grandiflora, condividendo l'attesa di bottiglia di prosecco di OCG, servita alla giusta temperatura. Leon è stupito di notare passeggiando un piccolo museo all'aperto dove si parla dell'aeroporto Nicelli, della Transadriatica e della Junkers. Una coincidenza pazzesca, o meglio, una catena di coincidenze. Quando mai ci sarebbe capitato lì nella sua vita se non per quella serie di coincidenze? I proprietari descrivono l'attività attuale del Relais Ca' Milone, gli eventi che ospitano, i matrimoni, parlano della loro clientela prevalentemente estera che trascorre qui le vacanze estive e raccontano alcuni pezzi di quella storia che anche qui si conserva, di quando venne a far loro visita l'avvocato Renato Morandi, che viveva nella sua villa Lido, in via Morandi a 300 metri dall'aeroporto. Spinto da struggente nostalgia, a 80 anni suonati, aveva avuto voglia di rivedere quella casa di famiglia, dove tante volte si era recato e dove suo zio Renato spesso ospitava persone di riguardo e ne curava le reazioni con inviti a caccia. Poi alla fine degli anni 50 un amico di famiglia, il commendator Paolo Milone, nonno materno dell'attuale proprietario, era al tempo amministratore delegato dell'allora prestigiosissima CIGA, la compagnia Grandi Alberghi, che già solo a Lido vandava ben alberghi come l'Eccelsior e il De Ben. Ne rilevò la proprietà subentrando e proseguendo quella storia di amicizia con i fratelli Morandi, che in quella dimora di campagna avevano invitato, ospitato, festeggiato un mondo che aveva ruotato intorno all'aeroporto del Lido di Venezia, alla Transadriatica, alla Junker, alla compagnia dei grandi alberghi. Mi fermo qui perché penso che gli ospiti si siano collegati tutti e 2. Allora saluto Leopoldo Comparin, perito forense, responsabile osservatorio Zero Vittime. Buongiorno, buongiorno, veramente grazie di essere qui. So che ha aspettato, ma iniziamo sempre grosso modo a quest'ora. Saluto anche il professor Andrea Garolla, vediamo se si è collegato, ancora no, vedremo se riuscirà questa volta a collegarsi. Allora, Leopoldo Comparin, intanto mi fa molto piacere averla ospite. Io quasi tutta la settimana ho parlato purtroppo di questi incidenti, di questi morti. Questi morti se non sono morti quasi sempre sedie a rotelle, ma soprattutto di non riuscire a capire anche all'Europa soprattutto, ma anche al Ministro dei Trasporti, che secondo me dovrebbe
bisognerebbe battere un colpo più forte, visto la tecnologia che abbiamo grazie alla ricerca e alla scienza per mettere almeno in sicurezza i motociclisti, gli automobilisti, perché passi in avanti ce ne sono tanti. Uno di questo è l'airbag, anche per i motociclisti, però non è nell'agenda nell'Europa. Prossimamente ci sarà un incontro molto importante in Parlamento. Cosa ci dice Comparin? Allora, intanto voglio ringraziare per l'impegno che questa trasmissione dà a questo tema importantissimo, essendo, come sappiamo, la regione Veneto purtroppo una delle regioni con più alto tasso di incidenti e purtroppo di morti stradali. Devo anche ringraziare a nome della Presidente Cassaniti, che so che è spesso in collegamento da voi, che l'ho sentita prima, nel ringraziarvi, e anche del direttivo del Veneto, che è Paolo Battistini, che ci sta seguendo, per l'impegno che questa trasmissione dà a diffondere questi temi. Guardi Mirella, la situazione in Veneto, come in diverse parti d'Italia, ma soprattutto in Veneto, non è messa bene. Abbiamo dei primi dati, che sono tutti dati probabilistici, un aumento del 2,3% di morti rispetto all'anno precedente. Come si può fermare questa strage? Avete visto nella cronaca, non so, ragazzi giovani che muoiono in assenza di airbag perché finiscono con l'auto, diciamo, in un canale oppure in un fosso, no? Il Veneto purtroppo ha diverse strade di campagna, come tutta l'Italia, ma l'assenza di guardarei oppure di guardarei non a norma provoca purtroppo queste stragi. La tecnologia c'è, manca la volontà a livello anche europeo e a livello anche italiano di fare in modo che i principi del safety system, che vuol dire la sicurezza di sistema, vengano applicati. Cosa vuol dire questo? Non possiamo sempre dare la colpa alle persone. Noi sappiamo che il 90% degli incidenti è causa fattore umano, eccesso di velocità, distrazione, colpo di sonno, eccetera, ma dobbiamo dare una possibilità di chi sbaglia di salvarsi la vita. Io faccio sempre questa analogia: l'operaio, no, in fabbrica c'è la pressa ha delle sicurezze. Se uno sbaglia a mettere una mano, la macchina non funziona e quindi non si pressa la mano. Stessa cosa è il concetto della sicurezza stradale: se uno sbaglia, gli devi dare la possibilità di salvarsi, di non finire naturalmente contro un guardarei o con la moto, oppure di non finire in acqua perché non c'è il guardarei. Per quanto riguarda le moto, purtroppo come sappiamo anche nella Marca Trevigiana ci sono stati diversi morti. Le tecnologie ci sono ma non vengono applicate. La tuta, diciamo, con gli airbag è una tecnologia che c'è. La porta avanti anche una industria veneta che ha diversi brevetti, che naturalmente non faccio il nome perché insomma, per non fare pubblicità, ma ci sono diverse iniziative a livello europeo che portano sì che queste tute possono salvare effettivamente la vita. Però non c'è, diciamo così, l'intenzione da parte di chi deve decidere di normare queste tute o questi dispositivi di sicurezza, di rendere perlomeno obbligatorie. Quindi voglio dire, la tecnologia c'è, come abbiamo visto nelle auto, non so, le frenate assistite, il mantenimento della careggiata, eccetera, ci sono, però c'è una tendenza di non cercare a livello normativo di portare avanti, diciamo, l'obbligatorietà di queste tute o di questi dispositivi di sicurezza. Calcoliamo che per salvare una vita costano circa 300 euro in più rispetto alle tute normali, e quindi una vita si può salvare, perché nel momento in cui uno cade dalla moto o urta contro un ostacolo, eccetera, si accende nell'istante, diciamo, del crash, si accende direttamente questo airbag, come funziona con le macchine, e quindi può sicuramente salvare diverse centinaia di vite ogni anno. Sappiamo che le morti maggiori, io ho mandato anche del materiale ieri, non so se potete farlo vedere, comunque abbiamo che i dati ci dicono circa 800 motociclisti che muoiono ogni anno.
prevale più 928 morti di incidenti stradali con l'autovettura. Comunque la moto è la seconda causa di morte se per tipologia di mezzo, quindi voglio dire è un'emergenza e dobbiamo intervenire quanto prima, insomma, ma bisogna che ci sia la volontà prima di tutto politica e soprattutto normativa, che qualcuno porti avanti queste norme. Noi ce la stiamo mettendo, stiamo collaborando, stiamo segnalando, abbiamo raccolto firme, come lei sa, e tutto, e speriamo che il buon Dio ci aiuti anche a illuminare le menti di chi deve decidere. Vede, Comparin, quello che rammarica è che secondo la Mirella, ma secondo anche tantissime persone, alla politica, ai nostri politici o politicanti di noi non gliene frega assolutamente niente. Senta cosa ha detto il nostro direttore Luigi Baccialli proprio in merito a questa caduta di questo emendamento che per un voto non è passato, che riguarda le preferenze, perché per loro sono importanti le poltrone e in qualche modo devono tenerle, non facendo votare i cittadini con le preferenze, così le segreterie hanno un potere enorme di mettere le loro persone, i trombati anche, quelli che nessuno conosce, a capo, così li manovrano come i burattini. Andiamo a vedere. Commento, direttore Baccialli. Se parte. Ieri sono andate in onda anche sulle nostre reti delle immagini vergognose, mortificanti, deprimenti di parlamentari nominati che gioivano, saltavano sui banchi felici perché era stata affossata una legge elettorale che prevedeva le preferenze. Hanno votato in segreto, no? A scrutinio segreto, per non metterci la faccia, per apparire come favorevoli alle preferenze a parole. Ah sì, le preferenze, i cittadini. Dopodiché segretamente tramano e fanno in modo che questa legge elettorale ancora una volta, dopo il Mattarellum, il Rosatellum, tutte le porcate che hanno fatto finora, venisse nuovamente affossata. E questo è veramente triste, veramente scandaloso, perché i cittadini ormai vogliono prendere parte alla politica, vogliono incidere, anche se non vanno a votare proprio perché viene tolto loro il diritto di mandare uomini e donne in Parlamento scelti da noi e non dalle segreterie dei partiti, e ancora una volta ci ritroviamo in questa situazione. Destra e sinistra non conta, il centrodestra si è spaccato, i franchi tiratori erano della Lega di Forza Italia, probabilmente ci sarà anche una crisi di governo. Sarà anche interessante capire come hanno votato i parlamentari veneti, che dicono sempre di essere dalla parte del popolo sovrano. Dalla parte del popolo sovrano un bel niente, perché ancora una volta siamo stati presi per i fondelli. Come dice il generale Vannacci, saranno eletti mogli, amici, conoscenti, amanti dei capi al potere, e questo è veramente riprovevole. Io spero veramente che alle prossime elezioni del 2027, se non ci saranno addirittura delle elezioni anticipate, vada a votare il 5% dell'elettorato, in modo che a quel punto, in teoria, elezioni col 5% dell'elettorato, il 10%, 15% dovrebbero essere invalidate. Se lo merita questa classe politica incivile, incolta, greve, volgare e cinica. Ecco, so che era collegato con noi anche il professor Andrea Garolla, non so se lo vedo, eccolo qua. Buongiorno professore, speriamo che questa mattina vada bene. Ho tirato lungo proprio sperando che lei riuscisse a collegarsi. Con lei invece, professor Garolla, intanto la ringrazio veramente anche per l'attesa, ma era importante capire, perché anche la sanità gira attorno alla politica, non c'è niente da fare, questa è la verità. Se si investe nella sanità è la politica che deve investire, non di sicuro il cittadino che è allarmato. Cos'è che la preoccupa di più, professor Garolla, in questo momento?
Professore, al microfono chiuso, non la sento. Eccoci. Eccoci professore, finalmente, eccolo qua il nostro professor Garolla. Allora, cos'è che la preoccupa di più, professore, in questo momento, visto che tutto ruota attorno alla politica, anche la sanità? Allora, intanto buongiorno e grazie dell'invito e un saluto ai suoi telespettatori. Quello che più mi preoccupa è il distacco della nostra politica dalla realtà delle cose. Sì. Purtroppo viviamo tutti i giorni negli ambulatori, ma come noi anche i nostri pazienti, delle situazioni che sono non consone con una sanità, non dico di eccellenza, ma nemmeno accettabile. Purtroppo la burocratizzazione dell'attività medica, gli spazi che non sono più adeguati e adatti ai tempi e gli stimoli che vengono al personale sanitario dalla politica. Pronto? Mi sentite? Sì, la sento bene, professore. Gli stimoli che vengono al personale sanitario dalla politica fanno sì che il nostro mondo si sia straordinariamente impoverito. Il medico e tutto il personale sanitario una volta veniva considerato parte fondante del nostro paese, persone da tenere in considerazione, persone da stimare. Siamo diventati durante il Covid, ve lo ricorderete tutti, gli eroi della nazione. Il giorno dopo tutti si sono dimenticati di quanto invece la sanità e la salute siano importanti per la nostra vita. E quindi io quando vado nei palazzi, no? dai nostri dirigenti, cerco sempre di far passare il concetto che la dignità lavorativa del personale sanitario dà all'utente la percezione di un ambiente sereno, di un ambiente dove c'è voglia di fare, voglia di aiutarsi, voglia di collaborare e quindi il servizio è migliore. Quando io entro in una famiglia dove non c'è armonia, mi accorgo subito e non vedo l'ora di andarmene o di fare una protesta. La stessa cosa quando i pazienti entrano nei nostri ambienti. Quindi io voglio dire ai nostri politici, ai nostri amministratori della sanità: venite a fare un salto, uscite dai vostri uffici, venite a fare un salto negli ambulatori, guardate gli spazi, guardate come lavoriamo, guardate i tempi che ci date per fare quello che ci chiedete di fare e poi possiamo sederci a un tavolo. Per fortuna noi a Padova e in Veneto abbiamo da poco una situazione di amministrazione che vede persone che sono state sul campo, cioè che hanno lavorato negli ambienti ospedalieri e universitari e che hanno toccato con mano la frustrazione che a volte c'è, anche senza voler parlare di compensi economici, per quanto i compensi economici sono importanti, perché una persona alla fine del mese deve fare il conto e medici che hanno studiato un sacco di anni per arrivare a guadagnare del denaro, ma anche gli stessi infermieri, lo stesso personale tecnico amministrativo dell'ospedale e dell'università, che ha dietro una formazione molto importante e che sa che se va nella sanità privata o sa che se va all'estero ha dei riconoscimenti che sono completamente diversi, ovviamente non può lavorare con lo stesso entusiasmo e con la stessa determinazione di quello che farebbe se l'ambiente fosse diverso. Quindi io sono fiducioso perché il nuovo che si è creato a livello politico sa di queste difficoltà. Spero che, come purtroppo spesso avviene quando si arriva in posti di potere, si continui a guardare
al servizio, quindi ai colleghi, a tutto il personale sanitario e alla popolazione, piuttosto che, come dicevate voi prima, alla poltrona, che pare sia il posto preferito quando si raggiungono cariche politiche di un certo livello. Guardi, professor Garolla, la ringrazio per le parole che ha detto e io mi soffermerei sulla parola che lei ha detto. Da poco c'è un'inversione di marcia in regione. E questo lo dico anch'io, che anzi ho anche sottolineato più volte che l'aria fresca fa molto bene a volte. Io ho avuto il professor Gerosa ospite diverse volte e lui ha detto una cosa importantissima e vedo che la stanno attuando. Bisogna rovesciare la piramide e mettere la persona al primo posto. Va bene la grande tecnologia che avete, perché c'è, in effetti è vero, avete l'intelligenza artificiale che è indispensabile, però come dice il professor Gerosa c'è sempre l'uomo che manovra, non c'è niente da fare, è la mano dell'uomo e l'uomo deve essere, la persona deve essere ai primi posti e perciò la ringrazio, la trasmissione si chiama Sveglia Veneti, chissà che a furia di dire professore qualcuno si svegli e capisca veramente che deve cambiare strada e percorso, di non dire bravo a chi non è bravo e invece lasciare il bravo da una parte perché non lo eleggono. Questa è la verità e la dimostrazione sono proprio quello che ha detto il nostro direttore Luigi Baccialli, hanno affossato le preferenze perché con le preferenze qualcuno dice le può comprare, certo che tutto si può comprare, però almeno io so che posso dare il voto, almeno questo posso farlo e invece non è andata così. Questi sono i vostri politici che amate tanto, non dico tutti ma una buona parte di voi. Allora professor Garolla, adesso però spieghiamo cos'è l'endocrinologia perché è molto interessante. Prego professor Garolla. Allora, grazie Mirella per darmi la possibilità di parlare della mia branca della medicina, quella che io faccio. Mi vedete? Sì, bene, la sentiamo bene professore, fortunatamente. Okay, perché ogni tanto va via il mio video ma non è importante. Allora, l'endocrinologia è il motore un po' di tutti i nostri organi e troppo spesso ci dimentichiamo invece di guardare agli ormoni. Vi faccio qualche esempio, anzi prima vi spiego che cos'è e poi vi faccio qualche esempio. Allora, l'endocrinologia è quella branca che studia alcune proteine, che sono gli ormoni, che straordinariamente vengono prodotti prevalentemente a nord, quindi nel nostro cervello, da due ghiandole che si chiamano ipotalamo e ipofisi, e funzionano al centro e al sud, in tutto il nostro corpo. È incredibile quante funzioni del nostro organismo vengano controllate dagli ormoni. Pensate che tutta quella grande parte di patologie di cui ci preoccupiamo oggi, che sono le malattie croniche non trasmissibili, che sono la causa di morte principale della nostra popolazione attuale, che sono i tumori, sono le malattie cardiovascolari, quindi l'ipertensione, le malattie cardiache, le malattie neurologiche, le malattie legate al diabete, le malattie legate al colesterolo, vengono tutte controllate dagli ormoni. E se ci pensate, gli ormoni cambiano non solo con l'età, ed è per questo che noi dobbiamo controllare che gli ormoni siano adeguati anche nella seconda fase della nostra vita, ma anche dall'ambiente. Non solo l'ambiente in termini di inquinamento, che è importantissimo sugli ormoni, perché tantissime sostanze chimiche che noi mangiamo, beviamo, respiriamo sempre di più, ingannano gli ormoni, perché sono simili chimicamente agli ormoni, quindi fanno funzionare di più i nostri recettori o li fanno funzionare di meno. Ma anche quello che mangiamo contiene sostanze che sono in grado di modificare gli ormoni e i recettori per gli ormoni. Pensate che
vi faccio l'esempio, la tiroide. La tiroide è in grado di controllare la nostra temperatura corporea, è in grado di controllare la nostra cute, è in grado di controllare il colesterolo, è in grado di controllare gli zuccheri. Ma le nostre gonadi, i testicoli, le ovaie sono in grado di controllare tutti questi aspetti. Per questo a tutti i soggetti dopo i 40 anni o prima, se hanno problematiche legate ai testicoli e alle ovaie, bisognerebbe fare un dosaggio degli ormoni, perché avere pochi estrogeni nella donna o poco testosterone nell'uomo vuol dire ammalarsi e rischiare di avere una vita molto più breve, perché tutte le malattie cardiovascolari, le malattie dell'osso, l'osteoporosi, sono strettamente collegate a questi ormoni e quindi noi nel corso della vita li dobbiamo controllare. Vi faccio un esempio per farvi capire quanto sono importanti gli ormoni. Io a Padova coordino il centro di riferimento regionale per l'incongruenza di genere, cioè le persone che cambiano sesso, i transgender. Vi assicuro che in 6 mesi di terapia, non solo queste ormonale, non solo queste persone non sono più riconoscibili nel sesso di origine, ma cambiano completamente i loro lipidi, il loro assetto coagulativo, le loro caratteristiche dei capelli, dei peli, dell'osso, dei muscoli. Quindi dobbiamo sempre tenere in considerazione gli ormoni e quando facciamo gli esami generali dobbiamo pensare sempre di inserire gli ormoni, perché potrebbero essere la causa dell'alterazione di quegli esami che noi facciamo. Avete sentito cosa ha detto il professor Garolla, che ringrazio? Voi a casa questa mattina avete avuto una lezione di ormoni. Capite l'importanza della tiroide, delle ovaie, di questi organi indispensabili, specialmente per la donna quando va anche in menopausa, che dice ho gli ormoni in giro, non ne posso più. Ecco, capite l'importanza di quello che ha detto il professor Garolla, che ringrazio veramente, me l'ha spiegato così bene, guardi professore, che veramente è un onore averla ospite. Detto questo, sentiamo il nostro Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno a tutti gli ospiti. Saluto il professor Garolla. E allora, la sanità va bene i medici, va bene perché dei medici come il professor Garolla, attaccati al suo lavoro, che lo fa col cuore, basta guardarlo in faccia al professor, è viso da umano, da buon, e ti consola solo che va dando. E ora, quello che non va, quello che non può dire il professor Garolla, io dico mio. I nostri politici già da vergognarsi, perché tanto già il trattamento anche dei soldi ai dottori che vanno a studiare 15 anni, 20 anni per diventare dottore, è una roba schifosa. E l'andamento purtroppo inciampa troppi soldi e io non ho bisogno, 7-8 anni che vado in giro per gli ospedali, tanto è che non per i medici, infermieri, tutto l'apparato medico. Ha una magia Dio, non funziona ancora di più, ma gli altri politici non vengono mai visto in coda da un dottore per fare una visita, perché per troppi soldi, stai troppo bene, come che diciamo veneziani altri, avete il culo sul butiro e avete da vergognarvi, perché trattare così i vostri cittadini, va bene, a chi che va in disgrazia, che hanno il 100% di validità, gli danno attenzione di 280 euro, ma non vi vergognate. Adesso gli da 2.500 euro a fare spese ai politici, ai così. Ma spese di cosa? Gli va a mangiare, gli paga 7-8 euro, ma gli mangia tagliolini con l'aragosta, ma è vergognoso, c'è gente che non mangia, è Mirella che dà da mangiare, no, ma dai,
Sì, anche ieri. Grazie Rinaldo, fammi andare avanti perché ho anche tanti servizi. Grazie caro Rinaldo delle riflessioni che molti a casa fanno, perché è la verità, questa è inutile che ce la giriamo, quello che pensano i cittadini, solo che purtroppo noi abbiamo un detto, Minovò combatta, la rassegnazione, invece dovete lottare, dovete battervi, perché queste persone sono pagate con i vostri soldi, fiori di soldi, e quando anche un giornalista li intervista devono assolutamente rispondere, non fare i sofistici, devono rispondere perché sono pagati per questo, sono pagati per risolvere i problemi, non per affossare il paese, questa è la verità. Detto questo andiamo a vedere invece questo grave incidente sulla Romea e sentiamo anche, abbiamo anche sentito prima Leopoldo Comparin cosa diceva anche lui, abbiamo i mezzi ma la politica non si decide di attivarli e di fare le leggi e di metterli in atto. Andiamo a vedere. Non sono neanche le 7 del mattino di questa calda domenica di luglio. Carlo Boscolo, 20 anni, di Rosolina, è alla guida della sua auto e percorre la Romea in direzione Ravenna. All'altezza del ponte sul Brenta, a Sant'Anna di Chioggia, l'auto esce improvvisamente di strada e finisce nel fossato. Per il giovane non c'è nulla da fare, il ventenne muore sul colpo. Cosa abbia causato l'incidente ora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118 con l'elicottero e l'ambulanza, che hanno tentato invano di rianimare il ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, nel provocare l'uscita di strada non sarebbero coinvolti altri veicoli. La morte di Carlo Boscolo arriva ad una settimana da quella del motociclista trevigiano Maurizio Scomparin, 62 anni, e a 8 da quella del centauro, 34enne Andrea Favaro di Oriago di Mira. Dallo scorso marzo sono 5 le persone ad aver perso la vita in incidenti sulla Romea ed ora il dramma di un'altra vita spezzata sulla statale 309, una delle strade più pericolose d'Italia, della messa in sicurezza della quale si parla da 30 anni senza che nulla sia stato fatto. Da parte mia, come sindaco di Chioggia, esprimo le condoglianze ai familiari, il papà e la mamma di Carlo e a tutti i familiari e i loro amici. Si sta parlando di Romea anche in questi giorni, purtroppo in un mese 5 incidenti mortali, ma come ribadisco sempre, la strada è lì ferma. Questi incidenti accadono per disattenzione, per un colpo di sonno, per una distrazione, per la velocità. Sono tante le cause per gli incidenti stradali. È giusto parlare di Romea, è giusto dire mettiamola in sicurezza, perché la Romea se sbagli non perdona, questa è la verità, però tutto, ripeto, tutto dipende solamente da chi è alla guida dei veicoli. Però Carlo purtroppo ha perso la vita questa mattina nel nostro territorio comunale e questo chiaramente ci rende molto tristi. Questa è la situazione che denunciamo ormai da molto tempo, direi da qualche anno. Questa è la fermata del pullman dove i lavoratori di Poligov sono costretti a rischiare la propria vita per arrivare nel proprio posto di lavoro che si trova giù in fondo. Una fermata proprio a ridosso della trafficatissima Romea, tristemente nota, soprattutto di recente, per incidenti che hanno avuto esiti anche mortali. Nessuna paratia, nessuna segnalazione visibile da lunga distanza per gli automobilisti, nessun posto dove potersi riparare dalle alte temperature d'estate e dal freddo d'inverno. La denuncia della CISL di Venezia. Non abbiamo neanche le strisce pedonali che permettono di attraversare qualora chi proviene da Chioggia deve recarsi in azienda, quindi attraversare la strada per andare nel proprio posto di lavoro è un rischio ogni giorno. A rischio i lavoratori della Poligov, stabilimento che oggi occupa circa 250 persone e che produce componenti plastici per il settore igienico-sanitario. Siamo qui ad aspettare il pullman sotto 36 gradi.
e non mi sembra neanche umano una roba del genere. Quindi possiamo pensare anche quando ci troviamo nelle stagioni invernali, dove oltre alla pioggia abbiamo anche la nebbia che mette a rischio i lavoratori per attraversare la strada e recarsi al proprio posto di lavoro. Ecco, questa è la situazione che noi stiamo denunciando ormai da troppo tempo. Come Femca CISL siamo fermi e da qui in avanti si prospetteranno delle iniziative importanti affinché qualcuno ci ascolti. Abbiamo Gabriella da Mogliano, vai Gabriella. Buongiorno Mirella, grazie di tutto. Quel professore là è molto in gamba e ha ragione lui, perché io una volta all'anno che mi faccio le analisi, bisogna, come dice lui, di farsi sempre il T3, il T4 e il TSH, che sarebbero gli esami degli ormoni della tiroide per vedere se la tiroide governa il nostro corpo come si deve. È una cosa, fatalità, io avevo la tiroide che non funzionava 40 anni fa che ero all'estero e mi hanno dato la Tiroxin 100 che qua in Italia, fossi stata qua in Italia, non era ancora arrivata. E fatalità, dato che io ero così, ho mandato anche mia figlia a farsi controllare. Fatalità, le hanno trovato un nodulo che non era buono, era tumorale, e l'hanno operata. È andato tutto bene, ringrazio il cielo, e bisogna sempre tenersi controllati. Ha ragione, in gamba quel professore. Veramente, ti auguro una buona giornata e buone ferie. Grazie di tutto. Grazie cara Gabriella, veramente grazie. Penso faccia piacere anche al professore. Ecco, l'importanza delle parole del professore a casa capiscono molto bene, altri che i cittadini non capiscono, e come capiscono. Per niente questa trasmissione è un successo enorme. Allora, detto questo, andiamo invece da Comparin. Allora, Comparin, la CISL, voi, le associazioni di categoria. Eppure qui il problema è regione, provincia, comune, trasporti, ognuno poi passa il cerino, però gli operai si ritrovano in queste condizioni. Però io sono anche convinta di una cosa, Comparin, guardi, io tutte le mattine quando arrivo qui a San Biagio da Treviso mi metto le mani nei capelli di quello che vedo. Qui non rispetta niente nessuno, siamo un popolo incivile, non c'è niente da fare, inutile che ce la giriamo, cioè, nessuno rispetta niente, ognuno esce di casa e si fa le proprie regole, nel bene e nel male, tutti quanti, dai pedoni al ciclista, motociclista, automobilista. Cioè, bisogna fare anche un cambiamento culturale, perché è anche vero che se vai piano, per carità, il problema è che se vai piano c'è l'altro, ecco, non dico neanche il nome che mi viene, perché sarebbe proprio anche da dirlo, e ti ammazza o ti fa finire in sedia a rotelle. Cioè, questo cambiamento culturale quando avverrà? È vero che si inizia dai bambini, dall'asilo, dalle medie, dalle elementari a fare anche questi percorsi, ma in attesa che questi crescano, quelli che si comportano così, cosa facciamo se nessuno li ferma? Prego. Allora, le sottoscrivo tutto quello che lei ha detto, perché dice la sacra verità, cioè basta andare sulle strade, come ha detto lei, la frequento anch'io sempre la San Biagio per andare a Treviso eccetera, la gente non rispetta i limiti, quindi il limite di velocità è un limite, si chiama limite, per questo deve essere rispettato. Però ricordiamoci anche una cosa, Mirella, che fino a qualche tempo fa, qualche mese fa, qualcuno diceva che l'Italia era tempestata di autovelox, oltre 10.000, oltre 11.000. Queste erano solo delle, diciamo così, delle falsità per parlare alla pancia della gente e per prendersi un po' di voti, perché prendere una multa con l'autovelox fa male a tutti. In realtà gli autovelox in Italia sono meno di quelli della Francia e purtroppo anche meno di quelli della Germania. Sono 4.060. È stato fatto un censimento, di questi 4.060, 850 col nuovo decreto sono considerati diciamo così fuori norma, perché c'è tutta la sequela approvazione eccetera. Quindi prima parlavamo di politica, naturalmente io non mi schiero da nessuna parte, voglio dire che il male della politica è che non capisce la realtà del territorio, appare solo quando c'è un incidente, che si fotografa con qualcuno eccetera per far vedere che è attenzionato alla sicurezza, ma nulla di fatto. Quindi in prima cosa non è vero che abbiamo 11.000 autovelox, ma ne avevamo 4.060. Seconda cosa, è vero che certi autovelox sono messi su delle strade
quasi fatte ad hoc, perché se noi andiamo nella Romea, a parte dove c'è stato quell'incidente là, c'era un autovelox che è stato spento e purtroppo la gente lo sa e non rispetta i limiti, quindi l'autovelox è un forte deterrente che io contesto fermamente, diciamo lo spegnimento di autovelox, ma contesto fermamente anche gli autovelox, diciamo così, furbi. Se lei fa la Romea, lei vede che c'è il limite 50, 60, 70, 90, 50, 70. Ci vuole un pilota di un Boeing 737 per mantenere il limite di velocità. Quindi facciamo limiti certi come c'è in Austria, come c'è in Svizzera, come c'è e chi supera quel limite, non c'è decreto, non c'è sentenza di Cassazione che tenga, deve essere sanzionato. Se uno non vuole pagare la multa, si potrebbe anche modificare la legge dicendo che io ti fermo il veicolo per 24 ore, per 48 ore, tu non paghi, la macchina ce la porti in un piazzale e non vai più in giro con la macchina. Comparin, però lei ha citato la Francia e la Germania. Io ho un'amica, una cara amica che è venuta anche ospite qui, che ha perso il figlio in un incidente stradale. Appunto lei viene dalla Germania, va molte volte in Germania e lei racconta sempre che quando arriva in Italia è pazzesco, nel senso, in Germania, lei ha detto gli autovelox, tanto gli autovelox sono nascosti, nessuno li vede, perché noi lo facciamo anche qua e nessuno brontola, e anche gli italiani quando vanno in Germania non è che poi vanno là e dicono no, l'autovelox era nascosto come fanno qua in Italia, non vedo la pattuglia, perché noi per protestare quando abbiamo sbagliato siamo sempre pronti, sempre pronti. Allora capisce che non è una qualità di vita che la politica dovrebbe sottovalutare, perché è lei, le leggi le fanno in Parlamento, Comparin, non è che le facciamo noi le leggi. Se l'autovelox è nascosto come in Germania e la multa te la paghi perché ti arriva a casa e non vedo che ci sia tutta questa confusione come in Italia, omologazione sì, omologazione no, ma prendete troppi soldi dove... Cioè non ne andiamo fuori, qui stiamo parlando di morti, di gente che non torna più, perché qualcuno magari si salva e tu che andavi per la tua strada tranquillo, rispettando le norme di velocità, questo ti viene addosso e ti ammazza, questa è la verità. E basta che ne troviamo uno, Comparin, non è che dobbiamo trovare chissà quanti nella nostra vita, basta uno e sono bombe a orologeria ogni mattina che girano e sono quasi sempre ragazzi giovani e persone giovani o diversamente giovani, ma non più di tanto, sono loro, hanno sempre fretta e poi magari mettono la freccia e vanno a far benzina subito dopo, ma dai Comparin, è una questione culturale, siamo noi così, siamo un popolo così, siamo così, dobbiamo cambiare, se no non andiamo da nessuna parte. Ma guardate i bambini, gli esempi dei genitori, distanza, cinture di sicurezza dietro, lei le vede? No, lei le vede? No, io non le vedo, non so se lei le vede. Limite di velocità, ma nessuno, attraversamenti fuori delle strisce pedonali, passaggi con il rosso. Comparin, guardi, allora, è una roba inutile che ragione, ci riuniamo e facciamo, se dopo ognuno esce di casa e fa le proprie regole. Prego Comparin. No, ma lei ha pienamente ragione che l'italiano è indisciplinato, però è indisciplinato perché se ci sono, purtroppo la buttiamo sempre anche sulla politica, delle persone che dicono a tutti che gli autovelox servono per far cassa, che i limiti sono, ecco, capisce che poi si apre la gabbia ai topi. Il problema è anche che bisogna risolvere questa, diciamo così, maleducazione che c'è in tutti i sensi. E come si fa? Ci devono essere controlli. Io sono venuto a casa alcune settimane fa da una nota località balneare, alle 2 di notte ho visto il disastro di auto che sfrecciavano 50-60 km oltre il limite. Non ho trovato né una pattuglia di carabinieri, né una pattuglia di vigili, eccetera. Quindi ha capito, se siamo indisciplinati ci deve essere qualcuno che faccia controlli e tutti sanno che i controlli purtroppo non ci sono. Io non vedo gente che faccia controlli al di là dei controlli quando c'è, non so, qualche evento eccetera. Quindi voglio dire, lei ha pienamente ragione, il fattore umano è quello che serve, ma ci vogliono anche pene certe. Immagini per esempio quei 2 ragazzi che sono morti, 3 ragazzi ormai sono morti negli ultimi 15 giorni per mancanza di guardarei. È possibile che noi abbiamo
delle strade, no? Perché diciamo che il Veneto è messo bene, il nord-est eccetera, ma io le posso assicurare che se lei va nella bassa veronese oppure in strade di campagna nostre, lei vede strade che sono state progettate per essere utilizzate ancora dalle carrozze dei cavalli, invece le auto sono aumentate di dimensione eccetera. Il Veneto non ha investito nulla in sicurezza stradale. Io vorrei capire i fondi PNRR dove sono andati. Anch'io lo dico tutte le mattine, anch'io lo chiedo, dove sono andati a finire. Purtroppo non faccio nomi perché professionalmente seguo altre cose. Le posso dire che quando vedo che viene rifatta, per carità, una fontana col PNR, una cosa che è banale, che ecco, spendere soldi che poi sono debiti per i nostri figli per nulla, quando abbiamo l'80% delle strade in Veneto senza guardrail, per dire, abbiamo delle situazioni. Quindi ecco, poi mi collego un po', che sono rimasto diciamo molto colpito dalla professionalità del professore eccetera. La sanità deve essere premiata, bisogna dare sempre dei fondi. Pensi che ogni giorno muoiono dalle 8 alle 9 persone e ci sono 645 feriti gravi. Gravi vuol dire che rimangono sicuramente invalidi in una certa percentuale, con costo sociale del 3 PIL, cioè del 3% del PIL. Cosa significa questo? Che questi soldi, se noi spendiamo bene a mettere in sicurezza le strade, a giustamente, come dice lei, a formare le persone, a sensibilizzarle, questi sarebbero soldi che potrebbero andare nella sanità e quindi risolvere problemi di liste d'attesa, l'acquisto di macchinari eccetera, perché eccellenze come quelle che sto sentendo, col professore endocrinologo che sto sentendo, devono essere valorizzate. E quindi voglio dire, gli incidenti stradali sono una piaga sociale perché rubano, guardi che sono dati scientifici questi, il 3% del PIL in media di ogni nazione. Quindi si figuri se il problema non deve essere affrontato. Purtroppo la politica tutta, perché io, Mirella, le dico una cosa, forse lo sa già, io sono un artefice della Metromare, cioè di un treno che collega Treviso, Noventa, San Donà, Jesolo. Stiamo costruendo autostrade che non servono a nulla, spreco di denaro secondo me, quando la soluzione modale, cioè la soluzione futura, è far viaggiare le persone sulle metropolitane di superficie. Ad esempio c'è uno studio importante di sociologi che dice che fra 20 anni la maggior parte dei giovani, quelli di 20 anni adesso, si muoveranno con mezzi pubblici. Quindi ad esempio se Jesolo non si adotta di un percorso ferroviario che colleghi, non so, Jesolo, rischia di perdere tantissimi clienti, perché fra 20 anni probabilmente noi non ci saremo, speriamo di esserci, però la gente non ha più l'auto propria, eppure investiamo. Comparin, ma non solo ferroviario, abbiamo i porti, siamo circondati da porti. E invece, ma non capisce che il cemento regna sovrano in questo paese, non riesce a capire che le colate di cemento servono a qualcuno, per questo si chiama Sveglia Veneti la trasmissione. Pubblicità, pubblicità. Sì, ho deciso di fare denuncia perché non è possibile che ci sia un ritardo di questo genere in un ospedale come la Cittadella di Treviso, che tanto hanno elogiato e che a fine non ha medici, non ha infermieri che possano fare il loro lavoro, perché io non ce l'ho con l'otorino che non viene, io ce l'ho col sistema che non permette a questi persone, questi dottori, di fare il loro lavoro. Da 15 giorni la signora Carmen Paccagnin è ricoverata al Cafoncello. La figlia Diana, esasperata dalla situazione che racconta ai nostri microfoni, promette di fare denuncia per il mancato intervento del medico che dice potrebbe cambiare la situazione dell'anziana mamma. L'otorino è stato chiamato dal medico del reparto mercoledì scorso, quindi oggi è il 15, 7 giorni fa. L'85enne soffre di Parkinson. 2 settimane fa, non deglutendo più nemmeno le medicine, la figlia ha deciso di ricoverarla, ma in ospedale si è ammalata di polmonite, ingerendo nelle vie aeree alcune sostanze non consone che hanno causato una serie di altri problemi. La dottoressa che segue mia mamma ha fatto una richiesta per un logopedista e per un otorino per fare delle prove deglutitorie per capire se mia mamma aveva una possibilità di
riprendere la deglutizione o se era pericoloso che questo tornasse a succedere. Ma mentre il logopedista è arrivato immediatamente, l'otorino non è ancora arrivato, nonostante i solleciti. Adesso mia mamma praticamente diciamo che è 14 giorni che non mangia perché è sostenuta con una flebo di idratazione, con vitamine, ma non è la stessa cosa del cibo. La mamma è lucida ma fortemente debilitata, parla a fatica e la figlia è preoccupatissima. Se non c'è la visita dell'otorino-laringoiatra non si può andare avanti con l'iter per fargli una PEG, quindi un sondino gastrico per alimentarla, eliminando il problema gola, il problema della deglutizione. Dall'USL fanno sapere che la paziente è seguita in modo puntuale con aggiornamenti quotidiani in ragione delle sue problematiche che richiedono una gradualità di approccio, che la condivisione con i familiari in merito alle scelte cliniche e problematiche è quotidiana ed è alimentata tramite liquidi ed idratazione in relazione a tutte le altre problematiche che invece presenta. Allora, professor Andrea Garolla, ho fatto vedere questo servizio perché lei ha detto una cosa importante all'inizio della trasmissione. L'abbiamo ascoltata molto attentamente. Bisogna che vengano a fare un giro a vedere come lavoriamo, in che situazioni. Tanto è vero che questa signora non se la prende con il medico, ma se la prende col sistema. Il sistema non funziona. Cosa vuole dire, professor Garolla? Allora, noi dobbiamo tenere in considerazione che la spesa sanitaria oggi è veramente molto impattante sulla economia italiana e ogni volta che si parla di spesa sanitaria c'è un gran battage politico perché le opposizioni alzano gli scudi, i pazienti si agitano. Allora io credo che il sistema sanitario nazionale in questo momento abbia bisogno di una rifondazione e dovremmo cominciare a parlare di tagli in sanità sulle cose che hanno poco senso o dove noi eroghiamo di più del necessario. Io che vivo all'interno della sanità mi accorgo che molte persone hanno gratuità o facilitazioni che sono addirittura superiori rispetto alle loro esigenze. Questo toglie energie da altri settori dove invece queste energie sarebbero fondamentali. Ci sono delle esenzioni totali per situazioni poco gravi, mancanza di esenzioni per situazioni invece più importanti. Tutto il regolamento sanitario risale ormai a molti anni fa e per quanto i LEA vengano rivisti sono solo degli aggiustamenti. Io credo che andrebbe rivisto tutto e andrebbero considerate meglio tutte le spese della sanità. Ritengo che la sanità pubblica, per tutte le strumentazioni, il know-how, la tecnologia che ha, potrebbe erogare parte delle prestazioni che oggi noi lasciamo al privato in regime di libera professione, recuperando denari da dare a chi ha bisogno per le cure primarie. Invece, molta parte della sanità è stata demandata al privato e il privato si sta arricchendo, sta rubando medici alla sanità pubblica alle spalle del pubblico che copre solo spese senza nessun ritorno. Quindi se i nostri amministratori fossero più oculati e fossero attenti come si fa nelle aziende, ma anche come si fa nelle famiglie, una buona madre di famiglia deve fare quadrare i bilanci. Io credo che la sanità, non dico che pubblica potrebbe arricchirsi, ma soprattutto potrebbe non avere dei buchi così grandi e potrebbe dare più soddisfazione ai suoi dipendenti.
La situazione che noi abbiamo adesso invece è, e noi stessi ne abbiamo la percezione, ma forse anche il pubblico, di alcune situazioni in cui c'è una grandissima carenza di personale e strutture, altre situazioni invece in cui c'è uno spreco di situazioni. Quindi la riorganizzazione in questo modo sarebbe fondamentale. Pensate che in questo momento gli ospedali pubblici hanno un progetto di retaining. Cosa vuol dire? Hanno un progetto per cercare di tenersi i medici che lavorano nelle aziende ospedaliere perché non vanno fuori. Allora, si è bloccato. Si è bloccato il professor Garolla, peccato che stava spiegando una cosa, vediamo se riusciamo a riprendere, perché è una cosa, avete sentito cosa ha detto il professor Garolla? È il sistema che fa acqua, è il sistema che deve essere cambiato, non è possibile che noi ci ritroviamo in queste condizioni, con queste cattedrali, ecco, chi se ne frega della cattedrale, io voglio un bravo medico, voglio essere visitata subito, voglio avere l'esame nei tempi corretti, perché sto male, ho dolore, e invece la sanità privata, guardate che ha dei numeri pazzeschi, la gente sta male, non può sopportare il dolore, e allora cosa fa? Va a pagamento, ma anche se vai a pagamento ci sono delle liste d'attesa incredibili, non basta neppure andare a pagamento, e questo veramente fa infuriare il cittadino, e poi ci ritroviamo che parlano di legge elettorale, affossano le preferenze, amano le poltrone, come ha detto il nostro direttore, anche chi dice siamo noi i veneti, e poi vediamo in che condizioni ci troviamo. In Veneto funziona tutto bene, non mi sembra, visto quello che abbiamo sentito, le telefonate che io ricevo, perché i servizi alla persona non ci sono, questa è la verità. Però se paghi come hai i servizi alla persona. Allora intanto vediamo se riusciamo a mettersi in contatto, andiamo a vedere invece questo servizio alla persona, questo welfare edilizia Texa, ecco questo imprenditore che ha capito l'importanza della persona invece, andiamo a sentire. Accanto al ristorante e al caffè, ora c'è pure una pizzeria dove i dipendenti possono mangiare durante la pausa pranzo. Poco distante la sala svago con biliardo, ping pong, tavoli da calcio balilla. Siamo alla Texa di Monastieri, innovativa azienda leader mondiale nella progettazione e realizzazione di strumenti diagnostici e componentistica per auto, moto, camion ed imbarcazioni. 1 migliaio di dipendenti, 750 dei quali nella sede principale. E proprio ai collaboratori e alla loro felicità Bruno Vianello, presidente e fondatore, indirizza la sua attenzione. Io dei miei collaboratori posso solo cercare di renderli felici, affinché poi anche loro fanno di tutto per remare, per fare in modo che questa azienda, in questi momenti tra l'altro non facili di globalizzazione delle aziende, eccetera eccetera, di mercati emergenti eccetera eccetera, dobbiamo avere dei soldati forti che sono i collaboratori. Un'impostazione olivettiana che mira a mettere al centro il benessere delle persone che lavorano per l'azienda e dove la crescita economica va di pari passo con quella della comunità. E così qui si pensa ad attrarre i lavoratori, soprattutto i giovani, con una serie di incentivi che riguardano anche l'alloggio. A poca distanza dall'azienda verranno infatti costruiti degli appartamenti, intanto una decina da destinare ai dipendenti. I collaboratori sono una parte fondamentale dell'azienda, perché l'azienda vive perché c'è qualcuno che ha fatto crescere l'azienda, ma principalmente perché ci sono tante persone che credono in questo qualcuno e nell'azienda per portare avanti le cose che l'azienda costruisce, i prodotti che fa. Io devo ringraziare anche la Texa, perché tempo fa hanno fatto anche una raccolta per il Banco Solidale, penso l'unico degli imprenditori che ci sono qua nel Veneto, che ha capito l'importanza, ecco, di aiutare anche le famiglie in difficoltà, e soprattutto questa persona, un'illuminata, ha capito l'importanza della persona, di dare dignità alla persona, che si trovi bene, perché se uno si trova bene lavora anche bene, dà il meglio di se stesso. Perciò veramente ringrazio tantissimo l'imprenditore Bruno Vianello, mi piacerebbe averlo anche ospite, vediamo se riusciamo ad averlo, e grazie per quello che sta facendo, veramente a nome di tutti noi, l'importanza della persona.
Leopoldo Comparini, allora l'importanza della persona, ormai siamo in chiusura, ecco questo incontro che ci sarà, mi raccomando, dove siete in tanti, dovete riuscire a portare a casa qualcosa, e questo incontro in Parlamento, prego. Allora, intanto volevo aggiungere anche una cosa, se mi consente, non so quanti minuti restano, però cerco di essere veloce. Allora, la prima cosa, come Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada, adesso abbiamo iniziato anche a segnalare quando ci sono delle strade o situazioni diciamo a rischio, quindi non so, l'assenza dei guardarei oppure guardarei difettoso, oppure assenza anche di segnaletica orizzontale e verticale, vedete anche le famose strisce, no? Spesso non si vedono neanche, ecco. E quindi dobbiamo portare avanti questi argomenti. Il primo, che il responsabile della strada, articolo 14, quindi l'ente proprietario della strada, deve essere paragonato al datore di lavoro nella sicurezza. Se lei va in un'azienda e non ci sono le strisce per terra, le vie d'emergenza eccetera, questa azienda rischia di chiudere. Purtroppo ci sono due pesi e due misure, il privato viene colpito e diciamo di solito l'ente proprietario della strada, se c'è un incidente con una concausa infrastrutturale, bisogna fare un processo e è difficile portare diciamo sul banco anche diciamo così gli enti e le figure apicali. Quindi la prima cosa da fare, articolo 14, equiparare diciamo il datore di lavoro diciamo così all'ente di gestore, solo così si sistema e diciamo chi è sindaco oppure chi è responsabile presidente di un ente importante, prima di non mettere un guardarei, un passaggio pedonale ad hoc, oppure il servizio che ha fatto vedere lei, le famose panchine per aspettare il bus, guardi che siamo messi da terzo mondo nel Veneto, ci sono panchine al ciglio della strada, a volte vediamo bimbi che sono al ciglio della strada sfiorati da macchine che viaggiano a 90 km/h, cioè non ci sono le fermate a norma, attenzione. Quindi in primo cosa. Seconda cosa, noi segnaliamo ai sindaci e ai vari enti gestori tramite associazione queste diciamo così anomalie e per conoscenza le mandiamo anche al prefetto. Secondo lei, Mirella, le faccio una domanda ma è retorica naturalmente, il prefetto ci risponde? No, ma posso dire no. Su 10 richieste che facciamo, segnalazioni, difficilmente un prefetto risponde. Quindi anche qua bisogna capire che certe responsabilità sono anche politiche ma anche dei funzionari. Quando succede un incidente, e ve lo dico in maniera perché sono pratiche che facciamo pro bono come Associazione Familiari Vittime della Strada, qua non c'è scopo di lucro, noi purtroppo abbiamo iniziato anche a fare degli esposti in procura, ok? Quindi adesso stiamo denunciando, io come perito forense faccio di solito un elaborato peritale dove mettiamo l'articolo di legge, la norma non rispettata eccetera, e stiamo portando avanti una serie di esposti in procura in tutta Italia, non solo in Veneto, e stiamo avendo buoni risultati. Altra questione, purtroppo, e dobbiamo segnalarlo perché il povero Gianmarco Cesari, che era l'avvocato referente a livello nazionale dell'associazione, che purtroppo è andato a vita migliore, noi abbiamo un problema grosso, che in Italia adesso, come ci sono le agenzie immobiliari, ci sono anche lì le agenzie degli incidenti. Questo non vuol dire che non sono serie, perché sono molto serie, però l'incidente, il sinistro sta diventando una piaga sociale, ma spesso è un business, purtroppo bisogna dirlo anche questo. Nelle pratiche che gestiamo vediamo pochi avvocati che applicano l'articolo 14, cioè si tende sempre a risarcire il danno, che questo è molto importante. Mi sente? Sì, benissimo. No, perché ho visto che è andato via il fuoco. No. Si sente, naturalmente quando c'è una morte, c'è una tragedia, si cerca sempre di trovare la responsabilità per il risarcimento dei danni, ma purtroppo non vedo nessun procedimento, ce ne sono pochissimi, che portano, diciamo, come Fox Area, cosa? Il fattore infrastrutturale. Quindi alle agenzie, diciamo, che gestiscono i sinistri, agli avvocati, io consiglio sempre: cercate di guardare anche il fattore infrastrutturale, perché come ho detto prima, il fattore umano, la velocità, la distrazione, l'ignoranza anche, quando si è giovani, no, si pensa di essere immortali. Guardi, basta andare a 40 all'ora contro un platano che il corpo umano non resiste, muore. Per far capire, a 40 all'ora ci muore su un platano. Quindi voglio dire, cerchiamo anche
di dire chi sbaglia deve avere la possibilità di vivere. E come si fa? Con la tuta airbag, con gli airbag a norma, con l'infrastruttura a norma, con la segnaletica giusta, con l'installazione di guardarei, purtroppo anche con l'installazione di autovelox, perché purtroppo la gente non capisce che la velocità uguale morte, bisogna mantenere i limiti di velocità, ma soprattutto bisogna far sì che le persone siano consapevoli che andare oltre il limite si può anche non più tornare a casa. Grazie Leopoldo Comparini, devo chiudere perché ho anche altri ospiti nella seconda parte, poi grazie veramente per quello che ha detto, mi raccomando cercate di portare a casa qualcosa, e siete in tanti questa volta, avete unito le associazioni, vedremo cosa succederà se la politica ascolterà, perché poi sono loro che devono dare la risposta alle vostre richieste. Allora invece adesso andiamo dal professor Andrea Garolla, eravamo rimasti a questi medici che devono rimanere all'interno dell'ospedale, c'è questo progetto, poi siamo caduti, prego. Sì, no, il progetto che si chiama appunto Retaining prevede di comprendere, cioè si stanno facendo delle riunioni per comprendere il perché i medici escono dall'ospedale. Allora io vorrei suggerire ai nostri politici, ai nostri esperti di non fare delle riunioni per capire il perché. Noi lo sappiamo perché, lo sappiamo bene perché lo diciamo noi a loro sempre. Quindi la progettualità al tempo dovrebbe essere impiegato per trovare le soluzioni al fatto che i medici se ne vanno, l'abbiamo già detto, le strutture non sono dignitose, i medici visitano in degli ambienti che sono angusti, che non hanno le strumentazioni spesso che servono, il personale è poco, quindi devono fare dei turni massacranti, spesso devono addirittura rinunciare alle ferie o ai turni di riposo, guadagnano troppo poco, ma sono i medici così come il personale sanitario. Nessuno risponde, come diceva il dottor Comparin che il prefetto non risponde, ma anche i nostri direttori sanitari, i nostri direttori generali, se noi scriviamo loro o li chiamiamo, spessissimo non abbiamo risposta. E soprattutto quando qualcuno, mentre se noi riceviamo delle critiche subito l'URP ci manda una serie di elenchi a cui rispondere, per carità è giusto dare risposta agli utenti, quando noi facciamo le critiche alla direzione per le cose che non vanno mai nessuno ci risponde. Allora noi potremmo fare un elenco di motivi per cui i medici se ne vanno enormi, ma non è l'elenco che ci manca, è la soluzione. Vede professor Garolla, è importante capire che le telecamere devono entrare negli ospedali, devono intervistare, dovete parlare. Ad esempio lei con la sua professione è importantissimo quello che ha detto e ha spiegato benissimo l'endocrinologia, ma chi è che la conosceva prima? Chissà quanti a casa hanno capito invece l'importanza veramente di questa branca che lei sta spiegando, lo stress, l'inquinamento, quanto incide proprio nel nostro organismo. E soprattutto io adesso sto collaborando proprio con San Patrignano per far capire l'importanza della salute di questi ragazzi rispetto del proprio corpo, quanto male fanno le droghe. Abbiamo sentito il procuratore Gratteri come viene fatta la cocaina. Questi ragazzi si stanno distruggendo il cervello, a 18 anni girano col pannolone molti di loro e non sono più recuperabili. Questi genitori sono allarmatissimi perché la droga gira in quantità astronomiche, a prezzi bassissimi e i nemici li hanno dietro l'angolo questi ragazzi. Per questo il rispetto del proprio corpo, capire l'importanza del cervello, degli ormoni è fondamentale e invece non vede cosa fa la politica, guai parlare di sesso a scuola.
Ma ci rendiamo conto? Questi ragazzi usano l'intelligenza artificiale meglio di chi vorrebbe insegnarlo e vietano di parlare di sessuologia. Ma si rende conto, professore, come siamo messi? E questi si bevono il cervello, perché a 10-12 anni iniziano già con la canna e con lo spritz. Quanto male fa, professore? Ecco, lo dica anche lei, perché io lo sto dicendo tutte le mattine, sto intervistando questi giovani. Ecco, a livello proprio di corpo, di rispetto del proprio corpo, queste sostanze? Allora, ma questo è un tema molto ampio, come puoi immaginare. Noi abbiamo un osservatorio particolare perché con la Fondazione Foresta, che è la fondazione del mio precedente direttore, che si occupa di fare informazione tra i giovani e prevenzione, noi da quasi 20 anni andiamo in tutte le scuole superiori a parlare ai diciottenni, quindi l'ultimo anno delle scuole superiori, di salute. Gli parliamo in termini di informazione su quali sono le patologie che li possono colpire, ma anche e soprattutto degli stili di vita che sono in grado di compromettere la loro salute attuale, ma soprattutto la loro salute futura. Diamo loro anche un questionario anonimo da compilare e lo scenario che emerge è molto simile a quello che ha raccontato lei, perché pensi che il 30% di tutti gli intervistati ci racconta di aver provato in qualche momento della vita una sostanza da abuso e il 20% ci racconta di fare uso abituale. Di questo 20% c'è quasi il 10% che fa uso di droghe pesanti. Allora, io credo che queste iniziative dovrebbero essere istituzionalizzate. Molte scuole hanno paura o non vogliono che noi si vada a parlare ai giovani, perché dicono che sono temi. Lei ha parlato della sessualità e noi parliamo anche di sessualità come endocrinologi, perché noi ci occupiamo di patologie sessualmente trasmesse, dei disturbi del desiderio, dei disturbi della sessualità. Pensi che tra i giovani che fanno uso di sostanze stupefacenti in modo almeno settimanale, l'80% ha problematiche collegate alla sessualità. Problemi del desiderio, orgasmo doloroso, eiaculazione precoce, disfunzione erettile, anorgasmia per le ragazze. Quindi sono problematiche straordinariamente importanti e quando noi a queste persone chiediamo di fare degli esami per la fertilità, gli ormoni e l'ecografia nelle ragazze, l'esame seminale e gli ormoni nei maschi, vengono fuori delle cose che fanno rabbrividire, perché parliamo tanto di calo della natalità, ma tutte queste situazioni voluttuarie, compreso l'abuso di alcol, sono inversamente proporzionali non solo alla qualità della loro sessualità, ma anche alla qualità del loro liquido seminale e alla loro riserva ovarica. Allora, quello che io suggerirei alla nostra politica è di rinforzare l'educazione civica a scuola, educazione civica e informazione all'affettività. Faremo del gran bene anche per quanto riguarda l'educazione alla guida, perché molti di quelli che esagerano alla guida non hanno conoscenza di quanto sia pericoloso e quanto sia importante nel rispetto degli altri fare queste cose, ma basterebbe prendere esempio da altri paesi che hanno questi insegnamenti come cuore della loro educazione civica nelle scuole. Quindi a volte non serve molto
e l'educazione civica andrebbe fatta ai ragazzi e forse anche a qualche genitore, come dicevamo prima. Anche a qualche politico, dico io, sa, professore, anche a qualche politico, così capisce bene cosa vuol dire educazione civica, perché veramente è una cosa allucinante. Io ringrazio veramente, ma veramente grazie il professor Andrea Carolla, professore associato di endocrinologia, è stato con noi, avete capito anche l'importanza di questa parola. Spero di averla ancora ospite, professor Carolla, mi ha fatto veramente molto piacere, e questa volta, la prossima volta che verrà, mi farebbe piacere avere dei ragazzi, interloquire con loro, dobbiamo ascoltarli, dobbiamo ascoltare, capire cosa ne pensano anche delle sue parole, di quello che sta spiegando, perché io sono preoccupata perché i genitori di San Patrignano mi hanno detto che vanno nelle scuole ma attirano poca l'attenzione dei ragazzi, sono molto preoccupati. Forse ci vogliono figure come la sua per far capire l'importanza e il rispetto del loro corpo, perché ne hanno uno solo e c'è una vita sola e non la possono distruggere per queste sostanze, ma se nessuno glielo spiega bene poi finisce che chi è non ha voglia di provare a quell'età? Chi è che non ha voglia di provare? Questa è così, provare a correre forte, la sostanza, perché il nemico ce l'hanno dietro l'angolo, ma quanti nemici trovano quando escono di casa? Qualcuno se lo può chiedere. E chi ha messo questi nemici? Chi fa queste sostanze? Avete sentito cosa ha detto il procuratore Gratteri? Chi produce queste sostanze? Andiamo a vedere dove si comprano. Grazie professor Carolla, veramente grazie di essere stato con noi, però sentiamo Roberto da Salzano se è ancora in linea. Roberto, ci sei? Sì, ci sono. Scusami se ti ho fatto aspettare, ma hai capito l'importanza delle parole. Io volevo fare una domanda al professore, se è ancora in linea. Sì, c'è ancora. Le volevo chiedere come mai questi medici, questi professori non hanno nessun rispetto della dignità della gente, della situazione in cui si trovano. Volevo dire, com'è possibile che un professore si permetta di chiedere a una persona di 80 anni 300 euro per una visita? Io capisco che ha studiato, che ha fatto, già tirano abbastanza soldi, parlo del privato e che del pubblico. Ossia, da 5 anni a questa parte le parcelle dei professori sono diventate vergognose. Ossia, non riesco proprio a capire che non ci sia una dignità, una morale, un rispetto per le persone che sono ammalate. E poi non trovo nemmeno giusto che dentro gli ospedali pubblici ci siano i medici, giusto? Posso capire le 100 euro, ma ci sono anche dei professori che si permettono di prendere 200. Io sono a portare mia sorella a fare una visita all'ospedale di Treviso e il primario ha chiesto a mia sorella 250 euro. Capisci che siamo arrivati, che non c'è più rispetto, non si chiede nemmeno quanti soldi hanno, se possono permetterselo, perché non abbiamo la possibilità di fare altro, perché se l'ospedale, per esempio, faccio un piccolo esempio, mio consuocero doveva farci fare non importa, una visita particolare, anche che è causata dall'ereditarietà, l'hanno dato la visita a settembre del prossimo anno. Capito come sono le cose? È facile parlare, è facile cercare di trovare le soluzioni si devono trovare insieme e parlare con la gente. Io per esempio una volta mi sono un po' arrabbiato per una visita che me l'hanno data lontano, ho chiamato in ospedale, quando ho sentito che ho alzato un po' la voce, dopo una settimana mi hanno chiamato. Ma com'è possibile? Grazie Roberto, ti devo far rispondere perché devo chiudere assolutamente. Mi sa che quando ritorno dalle ferie dovrò fare ogni giorno una trasmissione di queste per l'informazione corretto. Prego professore, ha voglia di rispondere? Sì, ho molta voglia di rispondere. Allora, togliamoci dall'idea che i medici guadagnino tanto. Noi siamo tra i meno pagati d'Europa, è giusto che lo si dica, ma non è questo il motivo per cui i medici possono arrogarsi il diritto di chiedere quelle cifre. Io credo che l'attività privata debba essere una scelta, non un obbligo. Invece in questo momento i cittadini sono obbligati a scegliere la via privata. Perché? Perché, come giustamente diceva il nostro telespettatore, i tempi d'attesa non sono accettabili. Ci sono delle patologie che non possono attendere, ma in ogni caso nessun malato dovrebbe attendere. Quindi questo squilibrio
è legato al fatto che, essendoci poco personale, non c'è abbastanza possibilità per creare un accesso alle visite. Quindi gioco forza, le persone ricorrono all'attività privata, dove, attenzione, le strutture pubbliche non sono così, non la disdegnano, perché di quell'attività privata la struttura pubblica guadagna quasi il 50% di quei 300 euro di cui diceva il nostro telespettatore. Quindi noi dobbiamo vederlo a 360 gradi il problema, e io sono d'accordissimo che l'opzione privata debba essere una scelta, non un obbligo, e quindi dobbiamo lavorare perché le persone possano scegliere. Grazie, veramente grazie professor Garolla per come ha spiegato, avete capito come funziona, avete capito, non deve essere un obbligo, deve essere una scelta la sanità privata, ci mancherebbe altro, invece purtroppo è un obbligo in questo momento, e loro stanno veramente facendo dei numeri incredibili, perché questo privato ha dei numeri, e basta vedere come sono nati come i funghi, e soprattutto i numeri che hanno, e soprattutto questo cittadino poveretto quando sta male, quando ha dolore, e pur di far passare il dolore va a pagamento. Questa è la verità. Grazie professore, veramente grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Speriamo bene, noi siamo ottimisti, io sono ottimista stamattina, siamo ottimisti. Grazie, pubblicità. Io presento i graditissimi ospiti, abbiamo in presenza Matilde Gobbo più Gioele di Gian Domenico, sono due ragazzi, due volontari che sono andati in Madagascar nella missione di padre Bruno Dall'Acqua per fare volontariato, per cercare di dare un valore alla loro vita, alla vita degli altri, il rispetto del prossimo. Io sono onorata di avere ospiti, sapete che io dico sempre che punto su loro, che io sono ottimista, che il futuro sarà nelle loro mani, perché questi sono gli esempi che dovremmo vedere tutti i giorni, altro che far vedere gli esempi negativi di accoltellamento, di risse, di bullismo, ma perché non ci fanno vedere questi esempi? Guardate che ce ne sono parecchi nel mondo, eppure non si vedono, invece Mirella ve li fa vedere. Partiamo col video che loro commenteranno e partiremo proprio con Matilde a commentare questo video in Madagascar. Eccolo qua, prego Matilde. Sì, questo è il video che abbiamo fatto in uno dei primi giorni che siamo stati lì. Abbiamo aiutato una famiglia con un trasloco, una famiglia sfrattata perché una grande azienda del posto aveva deciso di acquistare un terreno proprio per costruire un nuovo edificio, quindi questa famiglia si è ritrovata da un giorno all'altro a dover cambiare casa. Sono stati accolti in una struttura della missione, proprio in capitale a Antananarivo, e lì appunto abbiamo spostato i vari mobili, i letti e tutte le cose che questa famiglia aveva nella loro casa proprio nella nuova abitazione. Possiamo dire, Matilde, che tutto il mondo è paese allora per quanto riguarda gli sfratti, ma soprattutto capire i problemi che tu crei in quel momento a questa famiglia, a questi bambini, magari se sono piccoli, traumi, ecco, vedersi su una strada, avere proprio la sensazione di non essere nessuno. Gioele, ecco, come vi sentite? Perché queste vicende capitano in tutto il mondo, basta vedere le guerre, eppure io dico sempre che siete gli unici che protestate contro le guerre, che ci tenete all'ambiente, i messaggi li date, gli esempi anche. Perché siete così poco ascoltati secondo te, Gioele? Ma perché probabilmente al giorno d'oggi un ragazzo giovane che magari, come dire, prova ad esprimere la sua opinione non viene preso tanto in considerazione perché appunto viene magari definito giovane ed inesperto in determinati campi, ma appunto con queste esperienze, con queste appunto prove che riusciamo a portare, molto probabilmente riusciremo a far valere di più la nostra voce in determinati campi, portando le nostre testimonianze. Quanto è importante avere un referente come padre Bruno Dall'Acqua, questi referenti che fanno capire l'importanza di lasciare un segno da parte di voi giovani in queste zone che rispetto all'Italia, per quanto ci lamentiamo, la capisci cosa vuol dire non aver niente o quasi zero. Prego Gioele. No, penso che padre Bruno sia una delle figure più... Salutiamo anche perché si può anche collegare eventualmente. Penso che padre Bruno sia una delle figure più importanti che possiamo avere in campi come questo, perché lui, assieme all'associazione Amici di Padre Bruno,
è stato, come dire, l'iniziatore di questo ed è quello che ha portato avanti, ha gestito. Grazie a lui siamo riusciti a costruire ospedali sia nella capitale ma anche in altri 2 paesi più ad est, quindi a Morovei e Majanga. Sono riusciti a tirare su anche delle scuole con l'obiettivo di come dire, accogliere più ragazzi possibili e di avvantaggiare più persone possibili con il più basso costo possibile. Quindi avere una figura simile è stato, come dire, essenziale e lo sarà continuamente, perché Padre Bruno è proprio una brava persona. Sì, sì, se fa questo è proprio una bravissima persona. Quello che volevo capire anche, Matilde, raccontiamo un po' la vostra storia. Com'è nata, ecco, questa impresa, questa decisione? Cosa vi ha fatto avvicinare, l'importanza della famiglia, se vi ha supportato? Prego, Matilde. Sì, allora noi con la scuola, grazie a 2 professoresse del nostro liceo, la professoressa Miotti e la professoressa Magoga, siamo stati coinvolti proprio in questo progetto che abbiamo iniziato proprio, siamo stati la classe che ha dato inizio. Il progetto si chiama Mano nella Mano ed ha proprio la funzione di muovere soprattutto la popolazione studentesca della zona per avvicinare sempre più studenti alla realtà della missione. Quindi durante il corso dell'anno abbiamo collaborato con l'associazione Amici di Padre Bruno realizzando ad esempio le pagine social, abbiamo iniziato anche la realizzazione del sito web e di una rivista proprio per poi poter diciamo, condividere con più persone possibili la realtà della missione in Madagascar. Joelle, abbiamo sentito da Matilde Gobbo l'importanza anche del social. Ecco, io non condanno il social, ad esempio, voi siete nati con quello. L'intelligenza artificiale è una dimostrazione, voi la gestite già, sapete benissimo. Voi state volando e qualcuno è fermo, non riesce a capire questo. Ma soprattutto l'importanza di accompagnarlo nella maniera corretta, con l'etica, con i valori, perché questo voi state facendo con questo social. Prego, Joelle. Esattamente, penso che l'utilizzo di social al giorno d'oggi, appunto, soprattutto per muovere più giovani e studenti possibile, sia il mezzo più utile, più utilizzato e più corretto possibile, perché se vogliamo come dire, andare a coinvolgere altri ragazzi come noi per cercare di dare una mano più grande possibile, penso che i social siano ciò che serve e ciò che va utilizzato al meglio possibile, appunto con l'utilizzo dell'etica nella miglior maniera possibile. Sai Joelle, lo dico anche a Matilde, che è stata fatta un'inchiesta dove hanno chiesto proprio a voi cosa ne pensate dell'intelligenza artificiale. Quello che è emerso fa riflettere sulle vostre risposte, perché siete molto attenti. È emerso che voi dite è utile, però bisogna stare attenti perché è pericolosa. Condividi? Condivido perché è pericolosa nelle mani di chi non ha ancora imparato ad utilizzarla e chi la utilizza nel modo appunto in cui appunto non si rispetta dei limiti e non si utilizza per il bene comune, ma lo si utilizza solamente per avvantaggio personale. E soprattutto Matilde, ecco, capire voi stessi l'importanza di saperla usare nella maniera corretta e se non la sapete avvalervi di persone competenti che vi possono indirizzare. Io nomino sempre Papa Francesco, che mi è rimasto nel cuore di più, che lui aveva capito l'importanza dell'intelligenza artificiale e aveva proprio messo a fianco l'etica, la parola etica. Cosa vuoi dire, Matilde? Sì, credo che al giorno d'oggi sia molto importante avere una figura che ci indirizzi, perché noi da soli non abbiamo tutti gli strumenti sempre. Siamo certo giovani, per carità, abbiamo tante risorse, ma credo sia importante avere anche qualcuno che ci aiuta, ci indirizza, anche con dei corsi di formazione, credo siano molto importanti per quest'ambito, perché proprio da soli non abbiamo sempre la lucidità, ecco, di usare questi strumenti nel modo corretto. Cos'è che ti ha impressionato di più di questo, dove sei stata, cosa avete visto, cosa avete sentito? Ecco, cosa ti sei portata in Italia quando sei arrivata? Direi la cosa principale che ho portato a casa sono stati tanti sorrisi, perché lì rispetto a qui invece che c'è sempre qualcosa di cui lamentarsi ogni giorno. Sempre arrabbiati, vero? Sì, esatto. Tristi. Lì invece non hanno niente, eppure è come se avessero tutto, loro sorridono, scherzano sempre, quindi questa è una delle cose che mi è più rimasta nel cuore. Che avete notato subito. Sì. Joelle? Sono d'accordo, il fatto che anche se purtroppo la famiglia con pochi soldi al mese riesce a tirare avanti, comunque ridono, scherzano, sono partecipi, si danno una mano, e proprio il fatto che sorridano, sono sempre contenti e partecipi è veramente una cosa che rimane e che fa vedere come
anche con poco loro, come dire, se la passano meglio di molti di noi che in realtà hanno molto di più. Vedi Gioelle, quello che dite voi io lo noto al banco alimentare. Franca Tonello, che è qui con voi assieme anche ai genitori, sa benissimo di cosa parlo. Nel momento che abbiamo capito l'importanza di dare dignità a queste persone che vengono da altri paesi, che non ce la fanno, e quello che veramente anche ieri mi stupivo nel vedere, loro arrivano col sorriso, non c'è niente da fare, i bambini non piangono mai, le volte vado a vedere come sono tranquilli, beati, ma soprattutto nonostante quel poco che abbiano, perché guardate che anche qui hanno veramente poco rispetto a quel poco che abbiamo noi, hanno il sorriso, ecco questa cosa, questa dolcezza nello sguardo, o sbaglio Matilde? Sì, assolutamente, è vero? soprattutto i più piccoli. Abbiamo avuto anche l'opportunità di giocare con dei bambini più piccoli e vederli proprio gioire per delle cose che noi diamo per scontate, come un pallone, un palloncino, è stata proprio un'esperienza molto forte. Questa esperienza dove vi porterà? Qual è l'obiettivo che vi siete prefissi, Matilde, in futuro, proprio nel rispetto anche della dignità della persona? Allora, io credo che da parte nostra, che siamo qui, noi italiani, ma non solo, lo scopo, diciamo, di queste missioni umanitarie, seppur la nostra sia stata molto breve, sia quello di dare una mano lì, non solo con la nostra presenza, perché non tutti chiaramente possono andare lì fisicamente, ma sostenere con qualsiasi mezzo, che sia una donazione di oggetti, una donazione in denaro, che per carità, per quanto possa aiutare, non è per forza utile, però appoggiarsi soprattutto alle associazioni e far parte di questi gruppi credo sia lo scopo più diciamo principale di quello che facciamo. Quanti ragazzi siete partiti? Noi due. Solo voi sì. due. Sì, e gli sì. altri? Gli altri, allora, il progetto non poteva mandare via molte persone perché siamo comunque stati sponsorizzati da un membro dell'associazione che ha deciso di offrire a 2 studenti la possibilità. Eravamo stati selezionati in 4 e poi di questi 4 noi 2 abbiamo detto di sì, abbiamo dato l'autorizzazione, diciamo, a prendere i biglietti, quindi siamo partiti noi. Però hanno collaborato al progetto molti altri compagni. E questi ragazzi sarebbero disposti a partire, secondo te, se trovassero gli sponsor adatti? Credo alcuni sì, altri un po' meno, perché comunque non è un'esperienza semplice, è molto difficile dal punto di vista proprio mentale, perché vediamo cose che qui non ci sogneremmo nemmeno, ma soprattutto anche dal punto di vista fisico, perché comunque è stancante, 18 ore di aereo. Poi le condizioni lì non sono come qui, non abbiamo tutti i nostri comfort, la doccia calda, gli asciugamani, quindi bisogna anche... Capisce là veramente cosa vuol dire vivere in certe situazioni. Sì, quindi bisogna avere anche spirito di adattamento e non tutti magari sono disposti ad adattarsi, a mettersi così a servizio. Ugo da Paese, ciao Ugo! Buongiorno a voi, come state? Bene, grazie, tu anche? Benissimo, anche se ho i miei 87 anni compiuti, sto benone. Vai Ugo. Domanda prima al giovane collega lì di fronte a me. Su 100 ragazzi di oggi, secondo te, quanti usano correttamente tutte quante le varie app di questo mondo? Seconda domanda alla gentile signorina in mezzo a voi due. Per quale diavolo di motivo, io parlo per me in questo momento, ho chiesto di poter, non dico adottare, ma affiliare 2 ragazzini in modo da tirarli su fino a quando fosse stato possibile per poi restituirli ai genitori. Risposta che ne ho avuta, secondo te, qual è stata? Allora, prima Gioelle. Allora, Gioelle, come rispondi? Questo strumento come viene usato? Lo strumento viene utilizzato da appunto tutte le persone che lo possono utilizzare, quindi c'è chi lo utilizza in maniera corretta, lo sfrutta al 100%, sfruttando tutte le sue capacità al meglio possibile, quindi di sicuro c'è chi ne trae da tutte le applicazioni e programmi di sicuro il meglio e il più utile possibile. Purtroppo però le applicazioni, essendo pubbliche, essendo di tutti, c'è chi ne trae anche il peggio, se vogliamo mettere così. Quindi, come dire, il buono sta a chi ne vuole fare.
Gioelle, spieghiamo bene cos'è che vi attira di questo strumento che voi sapete benissimo che è una bomba a orologeria, bisogna vedere dove andate, ecco, cosa andate a vedere, cosa vi interessa e vi intriga. Ecco, riuscite a capire che è veramente una bomba a orologeria? Sì, si comprende che è di sicuro un mezzo molto importante e ciò che caratterizza l'importanza di questo è il fatto che l'intelligenza artificiale, la tecnologia, comunque le innovazioni del giorno d'oggi sono duttili, sono utilizzabili in molti campi. Infatti si pensa già che viene utilizzata in appunto informatica, in campi comunque in cui appunto si pensa a sostituire anche determinate professioni, quindi vuol dire che una valenza effettivamente anche pratica ed utile queste innovazioni ce le possono avere. Di sicuro appunto può avere dell'utilità, sta all'utilizzatore essere formato ed essere, come dire, sveglio a trarne il meglio possibile dove possibile. Senti Gioelle, ma secondo te siete in grado di capire che c'è un'asticella che non potete superare? E come dice Ugo, che ringrazio per la telefonata e complimenti anche per l'età, quante cose potresti fare ancora. L'importanza di capire questo, secondo te, c'è? Con la determinata formazione. Di non superare l'asticella, di andare incontro a vedere delle cose che vi porteranno sicuramente su percorsi sbagliati o incontri sbagliati. Io credo che con la determinata formazione, con la determinata appunto coscienza e appunto formazione, ripeto, si possa raggiungere il miglior compromesso possibile. Secondo te è in grado la famiglia, i genitori di capire l'importanza di questo strumento? Lo sanno usare come voi oppure molti genitori non si rendono conto della pericolosità? Penso che al giorno d'oggi i genitori, quindi la classe un po' più così, adulta della società, se vogliamo dire così, di sicuro possiede i mezzi per poterla comprendere, per poterla utilizzare, ma come anche noi ragazzi, d'altronde, ripeto, la formazione secondo me, quindi l'informarsi, l'andare a vedere, sentire pareri, sentire esperti, che sono quelli che hanno più voce in capitolo, sono coloro che appunto possono formare per poi dare delle effettivamente testimonianze, delle prove sull'effettivo utilizzo e utilità di queste. Sentiamo anche Matilde, intanto rispondiamo anche a nonno Ugo. Come mai mi hanno detto di no, secondo te? Perché mi hanno detto di no Ugo che voleva fare questo percorso con questi ragazzi? Allora, a questo non ho una risposta, nel senso le adozioni fisiche al momento, per esempio dal Madagascar, sono bloccate, quindi una famiglia non può più adottare un ragazzino, un bambino e portarlo qui in Italia. Quindi da questo punto di vista non si può più, perché il governo malgascio ha bloccato questo tipo di adozioni. Per quanto riguarda le adozioni a distanza, sono un modo di sostenere un ragazzo che comunque ha una famiglia sua. L'adozione a distanza ha più che altro lo scopo di sostenere un ragazzo nella sua formazione, quindi dare ad esempio gli strumenti per le rette scolastiche, il materiale, e quindi i ragazzi comunque la loro famiglia ce l'hanno e non possiamo pretendere che se adottiamo un ragazzo a distanza questo ragazzo diventi nostro figlio. In parte sì, perché comunque ci sarà sempre un legame con questa persona, però una famiglia lui ce l'ha, quindi non possiamo chiedergli di rinnegare appunto la sua famiglia natale. Io penso invece, Ugo, che dipenda dall'età. Purtroppo noi non riusciamo a capire che abbiamo dei novantenni, dei centenari. Noi abbiamo intervistato una donna di 110 anni qui nostra e veramente con una memoria, una lucidità incredibile, impressionante. Vedi, come si parlava prima col professor Garolla, la politica dovrebbe capire che non sono più i settantenni, gli ottantenni di una volta, sono persone vive che possono ancora dare tanto. Guardate come superano ad esempio gli interventi chirurgici, novantenni, abbiamo veramente delle eccellenze, niente da dire, ma questi fisici provati dal lavoro, dalla fame, anzi più che fame, miseria, sono diventati delle rocce incredibili, una cosa
cosa incredibile. Ecco, forse dobbiamo rivalutare il diversamente giovane, anche perché ormai siamo una popolazione di diversamente giovani e perciò la massima attenzione dovremmo darla a queste persone, farle vivere quella quotidianità che loro vogliono. Anche i viaggi, ad esempio, quante persone io incontro che viaggiano, vanno anche nei paesi lontani, sto parlando appunto di ottantenni, ecco, basta andare a Venezia a vedere, non riescono neanche a stare in piedi, curvi, è una cosa incredibile, l'importanza del diversamente giovane. Ad esempio i nonni, per te hai i nonni? Sì. Ecco, li salutiamo intanto, Sì. che non sbagliamo mai, salutiamo i nonni, come si chiamano? Allora, Anna, salutali. Saluto la nonna Anna, il nonno Franco e il nonno Giuliano, che forse mi stanno guardando, non Forse lo so. ti stanno guardando. Sì. Ecco, cosa vuoi dire a questi nonni, l'importanza di queste figure? Beh, io credo che nonostante molte persone dicano gli anziani ormai sono un peso, dobbiamo mantenerli, la pensione, non sono assolutamente d'accordo, perché credo che gli anziani o comunque i diversamente giovani siano una risorsa molto importante, perché custodiscono le memorie del passato e possono ancora insegnarci tantissime cose. Come funziona in Madagascar, dove sei stata, ecco, questa famiglia, questa parentela? Spiegaci un po' cosa avete visto. Allora, di solito in Madagascar le famiglie sono molto numerose, si vive tutti insieme e quindi ci sono il nucleo familiare non è composto da mamma, papà, figlio, ma ci sono mamma, papà, figlio, zii, cugini, nonni, quindi loro vivono in tantissimi tutti insieme. Come una volta qua? Esatto. E quindi lì anche gli anziani hanno un certo ruolo dal punto di vista morale, soprattutto sono un po' delle guide, ecco, in un certo senso. Poi anche lì, per fortuna, si stanno diffondendo le strutture per gli anziani, gli ospizi. Noi ne abbiamo visitato anche uno che è in costruzione e in ristrutturazione, e quindi si sta un po', diciamo, comprendendo che l'anziano va anche aiutato, accudito nel momento in cui non riesce più a... Ma hai visto rispetto da parte dei giovani e anche dei meno giovani di queste figure? C'è un rispetto come una volta si faceva, era molto rispettato, forse anche adesso, ma lo vediamo poco questo esempio? Non parlo molto di anziani, perché ne abbiamo visti pochi, perché è un paese in cui comunque l'aspettativa di vita è molto bassa, quindi l'età media sono 30 anni, 40. Pensate. Quindi anziani ce ne sono pochi rispetto all'Italia, però vedo un grande rispetto nei confronti dei più grandi, cioè i ragazzi hanno molto rispetto proprio per i genitori, gli adulti comunque, le figure che guidano anche un po' la famiglia, ad esempio il papà, la mamma. Cioè il valore della persona c'è. Abbiamo Anna da Oderzo, vai Anna. Ciao Mirella, Ciao. Sono un po' emozionata. Vai tranquilla. Sono la nonna di Matilde. Hai visto che ti guarda la nonna? Vedi che io sapevo, nonna Anna? Vedi che io lo so. Certo che li prendo in contropiede ogni volta sti ragazzi, ma alla fine ce la faccio. Dimmi Anna. Sono veramente orgogliosa di quei ragazzi. Sì, hai ragione. Brava. Veramente, perché sono cresciuti con dei principi importanti. Guarda che è merito anche tuo, lo dico, è merito anche tuo, Anna. Complimenti invece Anna, hai ragione. Vuoi dire qualcosa, Anna? Voglio dire che sono contenta che Matilde sia andata e Joel siano andati in Madagascar, perché hanno preso contatto veramente della realtà che c'è là, e quando sono tornati, penso, nel suo paese, hanno apprezzato anche le piccole cose, sì. Perché lì vivono con nulla, camminano a piedi scalzi, vivono in mezzo al nulla, però sono felici, come ha detto Matilde prima, sono sempre felici, e speriamo che anche i nostri giovani qua imparino a essere felici, perché hanno tutto, però secondo loro non hanno niente. Invece è importante la scuola, è importante la famiglia, per farli crescere con dei valori, perché sennò saranno tutti maranza, saranno tutti bullisti.
Grazie cara Anna, grazie veramente per le parole che hai detto, sono parole molto importanti di questa donna che usa il buon senso, ci basterebbe così poco. Per questo io dico sempre, sai Anna, agli imprenditori di investire di più in questi ragazzi, dico sempre qualche palazzo in meno, qualche yacht in meno, qualche quadro in meno, magari investire sulle possibilità di aprire loro le menti, di capire l'importanza di vivere in un paese come l'Italia rispetto a altri paesi, è una questione di fortuna. Poi ci lamentiamo perché arrivano qua, non hanno acqua, non hanno cibo, non hanno niente, eppure arrivano sempre speranzosi e poi qua li seguiamo. Gioele, cosa vuoi dire? Intanto saluti i tuoi nonni. Certo, saluto nonna Lorella e nonno Gigi. Come sono questi nonni, Gioele? Sono, per quanto non sono neanche troppo anziani, però sono avanti, sono in gamba, sono tutti e due belli attivi e si mantengono entrambi con, come dire, tranquillità. Ecco, anche tu dal Madagascar questo vivere in maniera diversa, come diceva Matilde, avere pochissimo rispetto a quello che hai qua, lo spirito di adattamento, ecco, come vedi, ce la farete a capire l'importanza, ecco, quello che vorrai trasmettere anche ai tuoi amici di non aver niente o pochissimo? Ecco, certo, cercherò il più possibile di trasmettere quelle sensazioni, quello che ho provato vedendo appunto quello che hanno in Madagascar, quindi vivere con poco, l'essere contenti e l'accontentarsi, per mettere così, di quel poco che si ha, perché quello che si ha è molto importante, e cerco di trasmetterlo il più possibile, soprattutto ai miei coetanei, che è su di noi che si deve puntare per fare il più possibile. Allora adesso finalmente si è collegato questo scrittore che ringrazio tantissimo, Ezio Gavazzeni. Buongiorno Gavazzeni, grazie di essere qui. Io vorrei far vedere anche il giornale di quello che parleremo e vorrei proprio sentire cosa ne pensano questi ragazzi. Io ho fatto vedere questo giornale, i ricchi veneti pagavano per sparare a Sarajevo. Però è stata una notizia che ha messo del tempo per uscire. Gavazzeni, non so se lei ha ascoltato questi ragazzi che sono andati in Madagascar, che hanno portato a casa la gioia del sorriso di questa popolazione e poi vediamo invece l'altra faccia della medaglia, questo italiano, questo veneto che paga per uccidere le persone, che è un cecchino. Prego Gavazzeni, cosa vuole dire anche a questi ragazzi? Grazie di avermi invitato in trasmissione, Mirella, grazie anche ai ragazzi che ho sentito un attimo prima, anche se il collegamento prima non mi arrivava perfetto. Ma allora, diciamo una cosa, che non era un solo cacciatore che andava a sparare ai civili durante l'assedio di Sarajevo, erano molti di più, c'è anche un'inchiesta in corso alla Procura di Milano, perciò abbiamo un fenomeno che ha riguardato un periodo tra il 92 e il 95 dove ricchi signori, imprenditori, professionisti pagavano per poter sparare ai civili durante l'assedio di Sarajevo. Questo purtroppo è emerso dalla mia inchiesta, che è racchiusa in un libro che è I cecchini del weekend, che posso farvi vedere qua, certo. Edito da Paper First, e questa inchiesta adesso sta avendo si sta aprendo anche in tutta Europa. Ci sono ormai 5 procure che stanno indagando, perché questo fenomeno ha riguardato non solo gli italiani ma un po' tutti i paesi occidentali, tutti i personaggi che venivano da un po' tutti i paesi occidentali, perciò in questo momento siamo nel pieno delle indagini. Senta Gavazzeni, secondo lei cosa sta succedendo? Questi sentori che abbiamo di queste guerre create apposta per un business, per un valore proprio, un cinismo pazzesco, mentre dall'altra parte io vedo dei giovani, e sono loro soprattutto, che difendono l'ambiente, che sono contro le guerre. Prima o dopo ce la faranno, Gavazzeni, io sono sicura che loro ce la faranno perché il futuro è nelle loro mani. Vedo tanta buona volontà. Il problema è che come le guerre fanno vedere sempre gli esempi negativi, questi giovani. Lei invece ci sta dimostrando con la sua inchiesta, con quello che è emerso, che non erano di sicuro giovani quelli che andavano a sparare questi cecchini, che sono tanti, per carità ci sarà anche qualche giovane, ma erano genitori, padri di famiglia, nonni,
Ecco, allora cosa sta succedendo? Non è questo bombardamento di questi fuochi d'artificio, non quelli del Redentore, ma quelli dei missili, di queste armi terribili, sta veramente facendo saltare il cervello a qualcuno? Ma diciamo che io non credo che i giovani siano così negativi come vengono dipinti in certi programmi televisivi o in certe inchieste. Io credo che ci sia molto positivo, quelli che è in trasmissione lei sono sicuramente degli esempi positivi, ma io ne vedo in giro tanti, ne conosco tanti. Io sto girando l'Italia a presentare il libro, sono invitato in parecchi posti, dal sud al nord, e faccio degli incontri incredibili. Io credo che ci sia una cultura delle armi, ci sia una cultura della violenza che sicuramente c'è, esiste, ma sta a noi, sta alla scuola, sta a chi sta nelle istituzioni combattere questa cultura della violenza. Se continuiamo a parlare di riarmo, continuiamo a parlare di investimenti nelle armi, continuiamo a parlare di nemici, continuiamo a parlare di questo mondo, sicuramente l'esempio che diamo è un esempio negativo. Però ripeto, io non ho questa idea dei giovani, cioè io ho un'idea molto positiva, credo che oggi siano molto più aperti, molto più liberi, che si esprimano in tutte le maniere, in modo più libero, anche rispetto a come ero io. Quando potevo avere i 20 anni, i 22, eravamo un po' più ingabbiati, un po' più schematici. Oggi invece vedo persone anche molto più aperte, perciò io non ho una visione negativa dei giovani. Neanch'io, e lo dico tutte le mattine, e cerco di far cambiare idea anche a quelli invece che infieriscono su queste creature che vivono anche, non lavorano per vivere o vivono per lavorare, ma hanno capito la qualità della vita che è diversa da quella di una volta. Non dobbiamo sempre guardare indietro, una volta io, la vita è diversa, sbaglio, vero Matilde, no, che certo. È diversa la vita. Allora, prima di sentire Matilde cosa ne pensa di quello che si è discusso adesso, sentiamo la nostra Nadia da Treviso. Vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Complimenti a questi ragazzi e speriamo che ce ne siano degli altri che abbiano, perché noi anziani non possiamo più fare queste cose e c'è il nostro futuro. E devo fare i complimenti anche al giornalista per tirare fuori queste notizie, perché se non inviti la gente non ne sapevamo niente. Ecco. Io non sapevo di questa cosa. Mi fa rabbrividire pensare che andare a uccidere fratelli, perché siamo tutti fratelli, per i soldi, è uno schifo. Dopo volevo passare alla legge elettorale. Avranno sempre meno gente se si comportano in questo modo. Ci sarà meno cittadini che andranno a votare, se la vedano bene. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie cara Nadia, non andavano per i soldi, andavano proprio per uccidere bambini civili che passavano per la strada, pagavano per fare questo, ma pagavano tanti di quei soldi che voi non avete idea il costo di questa gita turistica per loro. Allora Beatrice, cosa vuoi dire a quello che ha detto Gavazzeni, ma soprattutto a quello che hai sentito? Allora, io non sono una persona che ama sbilanciarsi sulla politica, non è una cosa che mi piace, però sentire queste storie di persone che solo per il gusto, tra virgolette, di uccidere qualcuno pagassero dei soldi è veramente una cosa terrificante. Credo che dovrebbero avere un esperto che li segua, sì, per farsi sistemare un pochino. Però sì, è davvero una cosa La da sapevi brividi. questa cosa, Beatrice? No, L'avevi mai no. sentita? No. E tu Gioele? No, non ero per nulla informato a riguardo di questa informazione, ma sono d'accordo con Matilde. Penso che sia una cosa
fa rabbrividire e che, come dire, serva il giusto supporto a queste persone per almeno cercare di intervenire dove si può per, come dire, riaggiustare un po' quel lato psicologico che appunto penso sia un attimo venuto a mancare, il fatto della coscienza, dell'autocontrollo. Gavazzeni, cosa vuol dire in merito alle risposte di questi ragazzi? Io penso che se avessimo 100.000 ragazzi difficilmente ne troveremmo uno o due che dice che sono favorevoli a quello che è successo oppure alle armi, perché sono contro le armi quasi tutte. Ma come mai questa inchiesta sembrava fosse sommersa, ha fatto fatica a emergere, ecco, come se qualcuno sapeva ma era meglio non dirla. Com'è riuscito Gavazzeni? Grazie per quello che ha fatto. Ma guardi, ha perfettamente ragione. Perché, no, dammi pure del tuo Gavazzeni, non c'è problema. No, ha perfettamente ragione, perché questa cosa era qualcosa di sotterraneo, no? Ogni tanto saltava fuori, qualcheduno se n'era occupato, ma mai in maniera, come dire, sistematica. Io sono stato, qui mi devo un po' incensare, sono stato l'unico che ci ha creduto e nel 2023 ho cominciato questa inchiesta e più andavo avanti più trovavo evidenze importanti che mi portavano a definire che c'era un'organizzazione che in quegli anni ha aiutato parecchi italiani e parecchi europei, anche americani, canadesi, ad andare a sparare ai civili, e questo avveniva proprio per soldi, come ha detto lei prima, cioè la gente pagava molto. Ecco, questo ci dice molto rispetto alla povertà d'animo di queste persone fredde, un po' infatuate delle armi, infatuate del mondo delle armi e della violenza, ecco, così infatuate da essere, come dire, da riuscire a passare la linea rossa e andare a sparare a bambini, donne, eccetera. Ecco, questo dovrebbe farci riflettere un po' tutti. Come ho detto prima, oggi le procure che stanno indagando sono 5 in tutta Europa. Il mio libro vanta già 10 traduzioni e è già uscito in diversi paesi. In settembre uscirà in Spagna, poi in Francia, poi in Germania, eccetera. Perciò credo che questo fenomeno verrà trattato e verrà come dire, indagato anche in altri paesi europei. E questo la dice lunga sull'inchiesta, ecco, che sta prendendo piede. Noi speriamo che poi si arrivi anche a un dunque, perché sa, qui in Italia con le inchieste alla fine poi ci troviamo, sì Gavazzeni, purtroppo dico io, sempre con un pugno di mosche, non sappiamo come vanno a finire. Qui invece qualcuno dovrà dare risposta, perché sono morte delle persone che non c'entravano niente, che camminavano per la strada. Pensate che la mente umana dove può arrivare. Senta Gavazzeni, che domanda vorrebbe fare a Matilde e anche a Gioele proprio in merito a questo viaggio in Madagascar, a questi valori di questi ragazzi che cercheranno di trasmettere ad altri e soprattutto aprire le menti conoscendo queste popolazioni che hanno pochissimo. Prego Gavazzeni. Beh, può sembrare apparentemente semplice, però non è semplice. La domanda che potrei fare loro è come immaginano il loro futuro insieme a questa missione, cioè com'è che pensano di andare avanti nei prossimi anni e quali sono i loro progetti partendo da questa missione. Vedi perché ho invitato Gavazzeni? Perché siamo in sintonia, infatti l'ho fatta io la domanda prima, Gavazzeni, che lei non era collegato, perché è questo che a noi interessa, è questo che sapere, ecco, dove porterà questo viaggio. Prego, allora possiamo chiedergli che cosa hanno imparato loro da questo viaggio. Ecco. Matilde. Sì, la cosa principale che credo di aver imparato è l'estremo rispetto che ci vuole per gli altri,
perché qui le persone che ci sono lì sarebbero ritenute ai margini della società, non considerate. Invece ho capito anche parlando, grazie a Padre Bruno che ha tradotto per noi, sentendo le loro storie che hanno molto da offrire e che quindi non vanno lasciati ai margini, ma devono essere coinvolti perché hanno davvero tante risorse che potrebbero aiutare anche noi qui in Italia. Joel? Io invece ho imparato il rispetto per gli altri, una cosa che mi porto dietro sia dal viaggio in Madagascar, quindi dal fatto che lì le persone si aiutano e si rispettano molto tra di loro, si danno una mano dove c'è bisogno tra di loro e infine vivono tutti assieme nella gran parte dei villaggi, quindi si conoscono tutti e si danno tutti una mano dove possono, come possono, ma soprattutto anche da parte dell'associazione, gli amici di Padre Bruno, un'associazione che ci ha mandato in Madagascar in questo viaggio perché appunto grazie al presidente Gioacchino, che salutiamo, ci ha mandato questo messaggio e questa missione appunto di portare rispetto, quindi andare là, vedere, interessarsi, conoscere ed informarsi su questa popolazione che ha tanto da mostrare perché effettivamente ha usanze, culture diverse ma molto interessanti da approfondire. Senti Joele, quanto è importante è per voi capire il senso della paura? La paura di quello che abbiamo sentito da Gavazzeni, che c'è sempre questa mente umana che all'improvviso può scatenare l'ira di Dio perché è il potere, perché è i soldi. Voi avete paura di queste persone che ne vediamo, cominciano a essere un po' troppe a mio avviso nel mondo? Allora, questa è una domanda un po' particolare a cui non so bene come rispondere perché chiaramente la mente umana è pericolosa perché è molto, come dire, malleabile, quindi può essere sia influenzata che può influenzare, quindi di sicuro c'è chi riesce a dare del meglio e quindi progredire come società portando al meglio per tutti e appunto c'è chi purtroppo riesce anche a creare il peggio e, come dire, svantaggiare un po' la società, ecco, se vogliamo mettere così. La paura è appunto che queste persone che trovano il peggio si diffondano. Io spero che, come dire, la gente si accorga che a questo punto queste persone stanno diventando un po' troppe e cercano di, come dire, contenerle, diminuirle, perché sei d'accordo con me che dobbiamo cercare se vogliamo vivere tutti in maniera più pacifica, a questo punto credo che bisogna trovare una linea di mezzo in cui si vive tutti in maniera tranquilla e pacifica, perché abbiamo capito che una guerra non è una cosa così positiva e se vogliamo limitarla è il caso di cercare di farlo. Sai perché ti ho fatto questa domanda e lo dico anche a Gavazzeni che poi sentiremo, perché è stato dimostrato cosa sta facendo l'intelligenza artificiale a quelli malati di mente, a quelli che non riescono a capire che devono fermarsi, perché abbiamo visto cosa succede in Cina, hanno trovato il fidanzatino, no? Virtuale, non esiste, ma lo vedi, è una persona. E abbiamo visto le morti di questi ragazzi che credevano che ci fosse questa persona. Vedi Matilde, bisogna avere anche il coraggio di parlare e voi dovete farlo. Dovete farlo e dovete, come dice Joele, cercare di chiudere il cerchio tra di voi. Capire di non oltrepassare quella linea perché c'è qualcuno che vi aspetta e può farvi tanto male. Questa solitudine che avete, questo non trovare anche il supporto per aprire la mente, ecco, io dico sempre che dobbiamo investire su questi ragazzi, dovete dare fiducia a questi ragazzi perché sono bravi, per imparare devono sbagliare, devono cadere, ma quando cadono devono avere qualcuno che li aspetta, perché l'hai detto anche tu, noi siamo bravi ma abbiamo sempre bisogno di qualcuno, ma l'hanno detto anche gli studenti dell'Irigen quando li abbiamo intervistati con questo premio, noi siamo bravi ma abbiamo bisogno di essere accompagnati, tanto è vero che voi crescete con il cervello fino a 20 anni, perciò l'importanza anche di quello che ha detto Joele. Dimmi Matilde. Sì, sono molto d'accordo, credo che noi giovani abbiamo un'elasticità mentale forse diversa dalle persone che diciamo anche nel caso di Gavazzeni che ha detto queste persone che sì, pronto, ho ricevuto una chiamata qua. No, prego. Gli parte questo momento di pazzia. Spero
che le persone si accorgano di questi individui, però ho anche molta fiducia in noi giovani, perché tra di noi credo che l'importanza della comunicazione tra pari, tra noi giovani, sia molto importante, proprio perché tra noi riusciamo ad influenzarci di più. Credo che adesso un ragazzo ascolti di più un amico che il genitore tante volte, quindi anche noi giovani tra di noi dobbiamo un attimo indirizzarci verso una buona strada che però sono sicura riusciremo a intraprendere. Guarda che hai detto una cosa importante, forse ci capiamo di più tra di noi che non con il genitore. Perché hai detto questa frase? Cioè non è più il genitore di una volta, non autoritario ma autorevole? No, che vi manca? No, forse mi sono spiegata male, perché intendo dire che un ragazzo ormai fa più affidamento su un pari, un coetaneo, che su un genitore, perché vede un genitore che è più anziano e dice: guarda, sei di altri tempi, non mi capisci. Invece tra giovani viviamo tutti nello stesso periodo, le fasi della nostra vita le viviamo contemporaneamente, quindi riusciamo a scambiarci pareri. Ma ho capito io. Tanto è vero che dico a quelle donne che decidono di diventare mamme a 40 o a 50 anni, forse di fare un po' di riflessione. Vi siete bevute il cervello, l'avete sentito anche qua la sindaca di Casale che ha detto: prima ho deciso di far carriera, poi forse sì, è vero Mirella, forse un po' troppo tardi. Speriamo che qualcuno capisca le parole di Matilde. Gavazzeni, come li saluta questi ragazzi e come ci saluta? Beh, io posso soltanto fare loro i miei migliori auguri perché il futuro è loro sicuramente, perciò gli auguro di raccogliere il meglio da questa esperienza e di proiettare questo meglio nel futuro. Questo è quello che posso dirgli. E poi, ma le facce mi sembrano già così. Quello che posso dirvi è: studiate il più possibile, perché più ne saprete meglio sarà, anche per le sfide come può essere l'intelligenza artificiale e come possono essere le nuove tecnologie, la robotica e quant'altro. Se volete avere il futuro, se volete investire in questo futuro, dovete investire nello studio, ma dalle persone che ho visto non ho questo dubbio, ecco. Senta Gavazzeni, l'ultima domanda, poi la saluto, ma per quanto riguarda la giustizia in Italia, visto come va, lei si fida, spera che questa inchiesta abbia giustizia? Allora, io ho sempre fiducia nella giustizia, altrimenti non mi sarei rivolto alla Procura di Milano. Diciamo che sono ottimista, io faccio questo tutto il giorno, ricevo telefonate, testimonianze, preparo memorie per le varie procure, anche europee. Ho preparato memoria per la Procura svizzera, per la Procura belga e sono stato ascoltato anche da queste procure. Io ci credo, sono fiducioso. Capisco che però le cose non arrivano da sole e bisogna sempre seguire, sempre starci sotto e sempre essere presenti, perché altrimenti non ci si può affidare completamente al fatto che poi la Procura ci penserà. Dobbiamo essere anche noi proattivi. Grazie Ezio Gavazzeni, grazie e complimenti anche per questo libro, spero che arrivi anche qui da noi a Treviso, anche in altre parti. Sono già stato a Treviso a presentare. Ecco, io non lo sapevo, come me avete... mesi fa a Treviso. Dove l'ha presentato Gavazzeni? L'articolo che ha lì è... Sì, ma dove l'ha presentato? Non l'ho letto l'articolo. L'articolo è stato scritto proprio quando sono venuto a presentare. E com'è andata? È andata benissimo, ero alla UBIC di Treviso ed è andata tutto bene, devo dire. Grazie. Beh, mi fa piacere, una buona notizia. Adesso vi devo salutare, buon lavoro. Grazie Gavazzeni, grazie anche a Matilde Gobbo e a Gioele Di Giandomenico di essere stati con noi, veramente grazie ai ragazzi, grazie ai genitori, grazie a Franca Tonello che sono qui seduti, che ci stanno ascoltando e soprattutto grazie a voi, ma ci vediamo nella terza parte.
E ringrazio veramente Sara Simeonato, referente regionale Plastic Free, soprattutto per avere il coraggio di dire quello che vede, quello che trova, questo cambiamento culturale anche in materia di plastica, ecco, di immondizie che dobbiamo cambiare. Sia a Treviso siamo i primi nella raccolta differenziata, però poi c'è un poi che non va bene. Cosa ci racconti, Sara? E grazie di essere qui. Grazie a te, Mirella. Sì, siamo i primi e siamo bravi a fare la raccolta differenziata. Il problema è che se io cammino per strada e comunque in un'ora riempio un sacco, nel senso raccolgo quello che raccolgo per terra e riempio un sacco di roba, vuol dire che qualcosa non va, è nella mentalità della gente, perché non è possibile che io cammino e riesco a trovare tutta quella roba. E qui siamo anche tutto sommato bravi, perché appunto siamo ricicloni eccetera, quindi siamo veramente bravi qui in Veneto in generale, però ripeto, comunque se io cammino per strada e riesco a riempire un sacco di roba in un'ora, qualcosa non va. E noi sappiamo benissimo che tutta quella roba lì che resta in ambiente alla fine finisce dentro la catena alimentare, perché non è che quel sacchetto lì che io trovo per terra di plastica me lo mangio, ma nel tempo, come sappiamo tutti, diventa nanoplastica, diventa polvere di plastica, e quella, se io cammino per strada con le macchine, mi finisce dentro i polmoni. Viene mangiata dai pesci perché va nell'acqua, va a finire nei campi quando viene irrigato il campo, e quindi col fieno, le mucche, e io bevo il latte, mangio la carne, le galline beccano per terra, cioè alla fine tutto quello che resta in ambiente di plastica finisce nel nostro stomaco. Soprattutto quello che dobbiamo anche capire, che voi vi rivolgete soprattutto ai giovani, alle nuove generazioni, sì, far capire l'importanza, ecco, della plastica, della raccolta. Prego, come vedi questi bambini, questi ragazzi? Perché dai video vediamo che loro veramente ce la mettono tutta e riescono a capire l'importanza di questa raccolta. Prego. Allora, puntiamo alle nuove generazioni perché lo so che è triste da dire, ma noi adulti il cambiamento per noi è duro da apprendere, mentre i bambini e comunque le generazioni più piccole, cioè i ragazzi anche fino a dopo, quando diventano adolescenti è un po' diverso, però hanno una mentalità diversa e dicono ok, io come faccio? Cioè, se io posso salvare un animale raccogliendo quella bottiglia, litigano per raccoglierla. C'è proprio una mentalità diversa, il fatto di preservare le persone a cui voglio bene, preservare l'ambiente, preservare gli animali. Loro hanno tutta un'altra mentalità rispetto all'adulto che è sempre di corsa, che pensa a portare a casa il mangiare e sostenere la famiglia, bla bla. Quindi è proprio tutta una mentalità. Noi andiamo proprio nelle scuole di qualsiasi livello, partiamo anche proprio dalla materna, arriviamo fino all'università. Ho qui i dati proprio di questa settimana qui. Abbiamo fatto, allora, in tutta Italia abbiamo fatto 78.682 studenti, che sono tantissimi, con 915 appuntamenti in 18 regioni, mentre proprio qui in Veneto, perché parliamo anche di un po' di casa nostra, abbiamo fatto 149 incontri, abbiamo coinvolto 13.408 studenti nell'anno 2025-2026. Cosa è emerso? Allora, ci sono dei dati secondo me un po' preoccupanti, nel senso che io quando ad esempio vado a fare dai ragazzi, dai bambini, chiedo sempre per alzata di mano di dirmi chi a pranzo, colazione e cena usa le bottiglie di plastica. Quindi chi beve dalla bottiglia di plastica nei pasti principali, quindi i pasti principali sono quelli che usi di più, perché se poi sei via e usi una bottiglia di plastica non è quella che fa la differenza, è proprio l'uso costante e continuo di quella bottiglia lì, ed effettivamente almeno un 50% le usano. Avete capito? E questo è preoccupante, perché ci sono delle ricerche che sono state fatte e che hanno fatto notare che se io hanno preso tipo 100 marchi, li hanno aperti, proprio comprati nuovi dal supermercato, li hanno aperti, li hanno analizzati, e anche dalla bottiglia nuova di stecca, proprio appena comprata, si vedono che ci sono delle microplastiche all'interno. Quindi
chi beve direttamente dalla bottiglia di plastica sa già che ingerisce plastica, lo sa già. E a differenza di quando io ero piccola, la bottiglia in plastica, cioè, non veniva usata, mentre adesso le nuove generazioni crescono proprio con questa cosa. E sappiamo già per certo, ci sono già delle ricerche fatte che hanno fatto vedere che l'ingerimento di plastica comunque porta a delle malattie. Quindi noi stiamo bevendo plastica senza rendercene conto e ci stiamo ammalando senza rendercene conto. Noi, le nostre generazioni, fino a 20 anni fa, più o meno, non c'era proprio questo uso della bottiglia in plastica importante come adesso, ma neanche negli alimenti. Tu, Mirella, vai in supermercato e guardi, cioè, quanta roba c'è già confezionata, pronta all'uso. Ho visto, mi sono arrivate delle foto che secondo me hanno dell'incredibile, tipo la fragola confezionata grande dentro un contenitore di plastica, questa fragola, perché messa con questo gas riusciva a mantenersi di più, venduta singolarmente. Ma poi stanno vedendo, ho visto quest'inverno la zucca cotta sottovuoto dentro un sacchetto di plastica, cioè, tutta plastica. Tutta plastica. Tutta plastica. E quella plastica lì, che è quella monouso, perché poi noi non è che, cioè, la plastica è un'invenzione che è stata fondamentale per noi, pensiamo al trasporto, cioè, quindi non è che noi demonizziamo la plastica in generale, noi demonizziamo la plastica monouso, che è quella che alla fine a noi non serve. A noi non serve quella plastica lì, noi apriamo il contenitore di patatine fritte, butto lì il primo che mi è venuto in mente, e so già che ho un contenitore di plastica che io poi non riutilizzerò. Io faccio rifiuto in più così senza rendermene conto. E è sempre di più, perché se andiamo ai supermercati anche l'insalata e le carote già tagliate pronte all'uso, tutto. Quello che però preoccupa è che purtroppo, e si diceva anche prima, qualsiasi cosa che noi tocchiamo ormai è tutto business, non c'è niente da fare. Dove c'è il grande business, anzi si aumenta invece di diminuire. Eppure, appunto, io lo dico tutte le mattine, che grazie alla scienza, alla ricerca, alla tecnologia potremo superare. Però bisogna vedere dove vai a parare, quali sono gli interessi di chi tocchi con questi interessi. E allora manca il buon senso. Io dico sempre che abbiamo i 5 sensi, però molte volte alla politica manca il buon senso, quella di decidere di colpire chi fa del male alla società o alla comunità. E specialmente che poi sono i loro figli, i loro nipoti, non è che si vada lontano. Però il business supera, il potere supera. Cosa vuoi dire, Sara, tu che tocchi con mano la realtà? Guarda, a livello imprenditoriale capisco che l'imprenditore faccia i propri interessi, però il problema è che dovrebbe arrivare dall'alto la tutela della persona, perché l'imprenditore ovviamente guarda prima i suoi interessi. Ma il punto è che io dico, anche noi per una questione di praticità alla fine ci troviamo magari a comprare l'insalata in sacchetto già lavata perché magari sono di corsa, e lavare l'insalata del contadino dietro casa che mi fa 10 volte pronta, meglio. Arrivo a casa, mangio e via. Esatto, quindi viviamo in una società attuale dove noi siamo anche sempre di corsa. Una volta magari la mamma era a casa e il papà lavorava, e quindi la mamma aveva anche più tempo per fare le cose fatte in casa, bla bla, eccetera eccetera, per stare dietro alla famiglia. Adesso, tra debiti e cose, il costo della vita è talmente alto che anche le persone fanno fatica a dire ok, vado dal contadino che quell'insalata lì non ci ha messo nessun pesticida, niente, è chilometro zero. E invece abbiamo Iginio da Musile. Ciao Iginio. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Prego. Sì, seguivo la trasmissione, io sono stato là l'altro ieri, si ricorda? Sì, sì. Niente, sentivo parlare delle plastiche abbandonate dovunque, così. Siccome quando sono stato là da voi abbiamo parlato spesso di canali, di bonifica, di queste cose, non abbiamo mai toccato l'argomento, i canali che veicolo di raccolta dei rifiuti sono.
perché negli impianti idraulici sono proprio delle griglie a protezione che entri tutta sta roba che scende attraverso i canali, e là si accumula proprio bottiglie, plastica, ogni roba di tutti i generi. E le scarpate stesse dei canali servono per abbandonare i rifiuti, si parla di amianto, gomme, batterie di auto, calcinati, di tutto. Comunque la plastica, i canali sono molto usati per liberarsi dalla plastica, che poi viene raccolta e ovviamente tocca al consorzio poi smaltirla, perché però la gente usa anche questi sistemi, insomma. Sì, assolutamente. Grazie Iginio anche per la telefonata che hai fatto per far capire come funziona, eccolo qua, sì, no? sì. Quello che si parlava prima. Sara, grazie Iginio. Cosa vuoi dire Iginio, Sara? Ha toccato purtroppo un tasto dolente, nel senso che basta guardare come ha preso il Po. Mamma mia. Cioè, io vi invito a venire alle nostre raccolte per toccare con mano la problematica. Siamo andati a taglio di Po, raccontava anche prima Mirella, siamo andati a taglio di Po, che è quasi alle foci, diciamo, e credetemi, abbiamo raccolto 13 tonnellate di rifiuti. Io ero lì, pazzesco. Io ero lì e a un certo punto mi sono trovata a raccogliere così e buttare dentro il sacco. Cioè proprio a piene mani. Io penso di aver raccolto tra bottigliette di medicinali e siringhe circa 200 tra uno e l'altro. C'erano lampadine, c'erano, guarda, ma poi anche cose pericolose, perché quella siringa lì può entrare in contatto con, cioè, parliamoci chiaro, tutte le robe che vengono buttate nel Po, ma come nei fiumi, arrivano al mare, quindi poi noi al mare ci andiamo a fare il bagno. Noi al mare, cioè, i pesci li mangiamo, giusto? Quindi tutto quello che alla fine arriva al mare comunque torna a noi. Allora abbiamo Daniele da Verona, vai Daniele. Salve, buongiorno a tutti e ai suoi ospiti. Niente, volevo dire la mia per quanto riguarda problema plastica. È tutto giusto quello che dice la signora in studio con lei, però c'è anche da dire una cosa, che come mi collego a quello che ho già detto a un tempo indietro, sempre sulla trasmissione, che purtroppo la plastica è una conseguenza di questa vita accelerata. Tutti dobbiamo essere più veloci, quindi capisce bene che una persona, se deve vivere in queste condizioni qua, deve produrre di più, deve essere più veloce sul lavoro e quant'altro, non ha più il tempo necessario per andare magari dal fruttivendolo, comprarsi la verdura, pulirsela, capisci? Allora trova tutto pronto perché il mercato e la società ha voluto girare tutto in questo senso, quindi corre anche diciamo così, la produzione e il consumo di plastica e corre dietro a questo sistema di vita sbagliato, a mio avviso, perché non ha nessun senso, anche perché vorrei trovare qualcuno che mi dicesse dove vogliamo andare, ma dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare sulla Luna, non so, il primo che arriva vince la coppa, un premio, non so, veramente è una cosa che ha dell'incredibile. Nessun politico che dice ma sì, andiamo veloci per questo motivo. Quale motivo? Per essere meglio degli altri, che tanto finiamo tutti sotto 2 metri di terra o bruciati. Grazie, buona giornata. Grazie a te caro Daniele, andiamo a vedere questo mare di plastica. Allora Sara, cosa abbiamo visto in questo video e come vuoi rispondere al nostro Daniele da Verona?
Allora sì, io sono d'accordo con lui, sostanzialmente siamo in una generazione, parlo di me perché io ho 46 anni, quindi siamo passati da quando ero piccola, in cui comunque i tempi erano molto più lenti, adesso che hai il finanziamento per la macchina, il mutuo per la casa, figli da star dietro, il cane, e quindi è tutto del finanziamento per, che ne so, qualsiasi cosa, e quindi lavoriamo e ci distruggiamo di lavoro per pagare quei debiti che ci fanno vivere, e trascuriamo quello che è la cosa più importante a livello salutare, e cioè il cibo, l'acqua. E questo fa sì che da un lato è una necessità, perché io se non lavoro come faccio, non posso neanche mangiare, quindi da un lato è una necessità, dall'altro stiamo prendendo una strada che ci porterà comunque a non star bene. Tutte le generazioni che vanno avanti, adesso quegli oggetti che sono per terra non li mangeremo noi. Una bottiglia di plastica ci mette fino a 1000 anni per degradarsi, quindi nel frattempo, adesso che la troviamo per terra, rilascia quelle nanoplastiche, quelle microplastiche, che però la gente si mangerà da qui a 1000 anni. Per non parlare di PFAS, andiamo a vedere, analisi PFAS, andiamo a sentire. Se parte. Allora, intanto che aspettiamo il servizio, ormai siamo quasi in chiusura, cos'è che ti preoccupa di più, Sara? Il menefreghismo. Guardate, io stavo dicendo anche prima a Mirella, sono stata al mare la settimana scorsa e ho messo il mio asciugamano per terra, a un certo punto mi guardo attorno ed era pieno di sigarette, di mozziconi. Cioè, questo significa che tu vai in spiaggia, ti trovi davanti al mare, bellissimo da vedere, spiaggia stupenda, fumi e butti per terra. Scusami. No, vai. Sapendo che un mozzicone rilascia 4.000 sostanze tossiche per l'uomo, 4.000, che inquina un mozzicone fino a 1.000 litri d'acqua, e l'acqua per noi è essenziale per vivere. Andiamo a vedere, visto allora queste analisi PFAS. Stiamo attendendo le verifiche che sta eseguendo ARPAV nel territorio, si sta sempre più accerchiando la zona dove che probabilmente è la fonte dell'inquinamento. Di certo è a nord di Schiavon, non è Schiavon la fonte. Speriamo che venga appunto trovata questa fonte, innanzitutto per capire se è un inquinamento storico oppure se è di recente sversamento, soprattutto per bloccare se è ancora attivo. Le analisi sulla presenza dei PFAS stanno dando risposta in molti casi negativa. Da un primo screening che abbiamo avuto su una quindicina di analisi che sono state fatte nel territorio, non sono state individuate le presenze dei PFAS in gran parte di questi pozzi privati. Quindi è una notizia positiva che ci consente di essere un attimino sollevati. Nove sta pensando ad una convenzione con un laboratorio per calmierare i costi delle analisi. Marostica ha aperto il bando da 10.000 euro con un contributo massimo di 100 euro per ogni pozzo privato. Va tenuto conto dei nuovi limiti in vigore. 100 nanogrammi litro della somma di tutti i PFAS fino a ieri. Da oggi però subentra un altro limite che è la somma dei 4 PFAS indicati nel decreto, che scende a 20, perciò da oggi bisogna porre ancora più attenzione per rispettare questi limiti ed essere in regola ed essere sicuri di avere acqua potabile. Allora, l'importantissimo è fare queste analisi, questa falda che si allarga di più, perciò ben vengano le analisi. Come chiudiamo, Sara? Cosa vuoi dire? Allora, quello che noi possiamo fare attualmente sono azioni concrete che si possono fare tutti i giorni, Mirella. Uno, decidere la spesa, perché più io compro cose confezionate nella plastica, più ne ingerisco, più aumento la domanda, più ne producono.
Non so se hai visto che adesso forse la filiera della plastica riciclata verrà fermata perché è più conveniente. No, quella riciclata è più conveniente la plastica nuova di quella riciclata e quindi c'è la possibilità che la filiera della plastica riciclata venga fermata, quindi è gravissimo, è gravissimo. Quindi quello che possiamo fare è la spesa. Guardate bene cosa comprate, pensateci bene per il futuro anche dei vostri figli, delle persone Sara, ma non è che ce la raccontano veramente tutta, perché io penso anche a casa tutte le cose che hai raccontato tu non le dicono, questo mozzicone, cosa c'è solo su un mozzicone di sigaretta, se tu non lo spieghi, ma chi è che lo dice? E detto questo, Sara, come ci saluti perché il tempo è finito? Grazie mille a tutti e veramente vi aspettiamo alle nostre uscite se volete diventare referenti, abbiamo sempre bisogno di persone che aiutano il territorio e l'ambiente, quindi contattateci volentieri, grazie mille. Grazie anche a Sara Simeonato, referente regionale del Veneto Plastic Free, di essere stata con noi. Riflettete su quello che ha detto Sara perché è veramente importante, dobbiamo fare tutti noi un cambiamento culturale. Grazie, adesso andiamo a vedere come al solito il vostro assegno. Grazie Sara. Grazie. Ciao grande famiglia, siamo arrivati in una zona balneare perché oggi vi facciamo una sorpresa. Buongiorno bell'uomo. Ciao Mirella. Avete visto con chi siamo? Con Marcellino, pane e vino. Adesso c'è pane e acqua da tanto tempo. Allora Marcellino, cosa sta succedendo? Che è successa una cosa bellissima, abbiamo trovato lavoro a Marcello. Esatto. Fai il custode in un residence? Esatto. Come ti trovi Marcello? Bene, al momento è stato da lavorare perché c'era tanto da lavorare, comunque adesso si va bene. Avessi pensato che la tua vita da sera a mattina... Un cambiamento così no. Si sta bravo. Noi abbiamo sempre detto che noi non facciamo scoop, noi li accompagniamo nel vero senso della parola. Perché bisogna anche sostenerli in attesa che tutto ingrani, perché sia lavoro, ma finché non arrivi che hai del lavoro, non è così semplice, vero? Esatto. Ascolta, cosa vuoi dire alla grande famiglia? Cosa vuol dire per te ritornare a vivere, avere la dignità di uomo? Vuol dire una cosa grande, avere un lavoro e trovarmi soddisfatto quando che sera devo lavorare, avere tranquillità, mi sento più tranquillo invece che sempre nell'ansia, nell'incubo di non riuscire, di cosa fare, come fare. Invece adesso vado a letto tranquillo, riesco a dormire per la stanchezza, perché ho lavorato, però anche perché sono più sereno. Bene, andiamo. Allora, iniziamo un po' il percorso che abbiamo fatto assieme. Io avevo visto una persona distrutta, però avevo visto anche tanta voglia di farcela su quegli occhi, specialmente per un riscatto tuo personale, per questa bellissima famiglia che hai, tua moglie Sonia, i tuoi figli, i tuoi nipoti. Perciò avevi voglia di dire devo assolutamente farcela e fino adesso devo dire la verità, sei stato bravo di più, perché anche i medici erano un po' titubanti, invece hai fatto vedere che se uno vuole, ecco questo è quello che vogliamo far capire, se uno vuole, cosa vuoi dire? Può farcela. Ce la fa, basta avere la volontà di volercela fare, ce la fa. Se uno non ha la volontà, non vuole farcela, non ce la fa mai. Non sono i farmaci che ti levano del tutto, devi avere la volontà. Sì, i farmaci ti aiutano per il primo momento, ma poi devi essere tu a non volere più continuare la brutta bestia che avevo io, l'alcol. E ormai non posso più beverlo perché altrimenti se tocco l'alcol il mio corpo ne vuole ancora di più, allora non posso toccarlo. Sto bene così senza, mi sento rinato, sono contento finalmente di aver trovato, che mi hai trovato questo lavoro. Sono felicissimo, non mi interessa, sono contentissimo. Ascolta, cosa vuol dire, come dicevamo prima, ritornare a vivere, ritornare a riprendersi la famiglia, gli affetti cari? Vuol dire tanto essere anche stimati, perché vieni visto in un altro sistema, non vieni visto
da un trasandato, uno che si lascia andare, che non se ne frega, vedi che uno ha la volontà, allora hanno più voglia, più numerosi anche loro, ti stimano di più, ti vieni stimato, vieni accettato, non saprei come dire. So che sono talmente contento che non ho neanche le parole per esprimere la contentezza. Marcello, borsa della spesa intanto, dai. E vai. Televisione, vieni qua. Vai. Questa dobbiamo ringraziare la Valeria. Dica grazie a Valeria. Grazie Valeria. Hola. E andiamo dentro con sta roba intanto. E ora mi porto la televisione che pesa. Senti poi via fa? Sì. Questi sono gli indumenti vestiario e poi c'è un altro scatolone per mi domandare i piatti. Ah, e anche i piatti che puoi riscaldare nel forno, pensa che bravi. Guarda. Allora, come avevamo promesso, noi stiamo seguendo queste persone dalla A alla Z, nel vero senso della parola. Noi non facciamo scoop, noi aiutiamo. Nel vero senso della parola. Allora, questo è l'assegno che la grande famiglia di Rete Veneta ti consegna, in attesa appunto che tu ingrani, perché giustamente adesso devi lavorare, hai bisogno di qualcosa, perché niente non viene per niente, però io so che c'è qualcuno che ti sta guardando, che è tua moglie Sonia. Cosa vuol dire a Sonia? Che non vedo l'ora che arrivi, ha detto dovrebbe arrivare fra 10-15 giorni. Deve finire con il medico per prendersi le medicine e poi sistemare altre cose, poi viene qui. Non vedo l'ora perché se sta bene anche lei che soffre il caldo e un po' asmatica, qui ci sta bene. Sì, ma ho capito, ma cosa vuoi dire sta donna? Digli qualcosa a sta donna che sei anni che ne vede ora che arriva sti momenti. Che voglio bene. Questa è la griglia della grande famiglia di Rete Veneta. Questo è il forno microonde della grande famiglia di Rete Veneta. Ma quanto brava sia sta famiglia di Rete Veneta? Tantissimo, tantissimo. Se non ci fosse questa famiglia non so cosa avrei fatto. E con queste parole noi vi salutiamo. Ancora una volta Mirella dice grazie a voi. Abbiamo recuperato Marcello. Pensate cosa siamo riusciti a fare. Tutti assieme. Siamo proprio una grande squadra.